È uno di hockey su pista. Tra pochi secondi in pista il GS Hockey Trissino contro il GDS Impianti Forte dei Marmi. Una delle ultime partite che si giocheranno in questa terza giornata, che ha riservato numerose belle succose novità e risultati clamorosi nella giornata di ieri. A mio fianco c'è Gabriele Buffoni, giornalista del Tirreno. Buonasera. Buonasera a tutti. Come dicevi tu, Stefano, sicuramente una giornata ricca di sorprese, quella che va a concludersi quest'oggi. Ieri due risultati abbastanza clamorosi, il 2-1 del Monza sul Centro Giovani Calciatori Viareggio, l'altro il 7-3 clamoroso veramente del Sarzana in casa sul Valdagno, altra grande favorita almeno sulla carta di questo campionato, una squadra che potrebbe lottare fino alla fine per la lotta a scudetto. Stasera si affrontano forse il primo scontro diretto di questo inizio di campionato. E proprio questo abbiamo chiesto ai due allenatori nelle interviste registrate poco fa, proprio su questo fatto, sulla questione se questa partita è fondamentale o no per la loro stagione. Andiamo quindi alle interviste e dopo ci risentiamo qui in diretta dal Paladante di Trissino. Siamo qui con Sergio Siva, l'allenatore del GS Hockey Trissino. Sergio Siva, oggi è il primo vero scontro del campionato dopo solo 3 giornate. Come si può approcciare una partita di questo genere, così importante sia per voi sia per loro? Come approcciamo tutte le altre, sicuramente è una partita importante, però non è decisiva. Siamo alla terza giornata, giochiamo contro una squadra che ha gli stessi nostri obiettivi, però giochiamo a casa nostra e sicuramente vogliamo fare bene. Hai visto che il campionato è molto equilibrato e molto incerto, ok, questa non è una partita decisiva, però insomma, potrebbe indirizzare il campionato da una parte o dall'altra. No, penso di no, anche se vince il Forte rimane primo, se vince il Trissino rimane primo anche il Trissino. Però siamo ancora all'inizio, sicuramente potrebbe dare una fiducia per il proseguo, quello sì, e noi giocando in casa tutto faremo per tenere in casa i 3 punti. Ovviamente il Trissino è una squadra completamente rinnovata rispetto all'anno scorso, rispetto al Forte dei Marmi. Abbiamo visto cose positive e cose negative in questo inizio di queste prime 2 partite. Quali sono le tue, cosa hai focalizzato il tuo lavoro in queste ultime settimane? Come ha detto bene, il Forte è una squadra già fatta, ha mantenuto lo stesso allenatore con la maggior parte dei giocatori, quindi sicuramente sono più avanti rispetto a noi. Noi abbiamo molta qualità che bisogna sfruttare nei modi giusti, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Abbiamo lavorato di tutto un po', penso che abbiamo lavorato bene per poter portare a casa questi 3 punti che, ripeto, non sono fondamentali, però sono importanti. Grazie e bocca al lupo, Sergio Siva. Siamo qui adesso con l'allenatore dell'Hockey Forte dei Marmi, campione d'Italia, Pierluigi Bresciani. Oggi è il primo vero scontro del campionato, nonostante sia appena la terza giornata, però è uno scontro molto importante. Cosa ti aspetti da questa partita? Mi aspetto comunque una partita che è la terza giornata del campionato. Sì, è uno scontro importante con 2 squadre che sono costruite bene, sono costruite per stare in alto. Mi aspetto una bellissima partita, però il Trissino è una squadra da affrontare veramente bene, poi in casa loro sono forti, ha 8 giocatori intercambiabili. Abbiamo visto che il Trissino ha cambiato tanto quest'anno, invece Forte dei Marmi va avanti con il suo progetto, ovviamente vincendo giustamente sicuramente il suo progetto, ma cosa ha lavorato Gio Bresciani questa settimana dopo le 2 ottime vittorie, le più ottime vittorie del campionato? Cosa hai lavorato di più questa settimana? Questa qua è stata una settimana, i primi 2 giorni di carico ancora, perché abbiamo fatto un po' di carico fisico di nuovo dopo la Supercoppa e dopo lì abbiamo dovuto ricaricare un po' perché adesso arriverà un periodo stasera a Trissino, sabato la Corugna e poi mercoledì in Monza, insomma partite tutte difficili, non avevamo tempo e abbiamo lavorato un po' sul carico fisico, a parte gli ultimi 3 giorni, 4 che abbiamo scaricato un po' per arrivare insomma leggermente più brillanti. Però stiamo bene anche a livello mentale, morale, sappiamo che è una partita importante ma non fondamentale, la affronteremo quello che butteremo. Grazie, in bocca al lupo a Gio Bresciani. Veniamo in diretta qui dal Paladante, tutto è pronto per questa terza giornata
sulla vostra sinistra in tenuta blu celeste il Trissino, una squadra di casa, in tenuta fosforescente verde i campioni d'Italia, i vincitori della Supercoppa italiana 2 settimane fa, il GDS Impianti Forte dei Marmi. Gabriele, insomma, qua ci sono tante, si potrebbe parlare non per partita di 20 minuti, perché qua ci sono grandi campioni, però il miglior hockeypista italiano forse lo vedremo questa sera, già per la prima volta, con tantissimi giocatori che potranno fare la differenza sia oggi ma anche fra 6 mesi, 7 mesi, quando ci saranno i playoff scudetto. Assolutamente, poi vedremo soprattutto a che punto sono queste due squadre in procinto, anche specialmente il Forte dei Marmi, di affrontare un impegno gravoso come quello dell'Eurolega tra una settimana, e a che punto sono, dicevo, entrambe le formazioni a questo punto del campionato in avvio di questa stagione. Due squadre, come dicevamo in apertura, che lotteranno fino alla fine, che puntano sicuramente alla vittoria del titolo italiano. Come ricordavi Stefano, tanti campioni quelli di oggi in pista, un mix di esperienza e di gioventù, il Trissino con Ventura e Garzia, che sono due giocatori di grande qualità, ma anche giovani come Greco, che finora è andato sempre con grande successo a segno. Esattamente, qui vediamo l'ipotetico starting five del Trissino con Adrià Català, Stefano Dal Santo in difesa e insieme a Rinaldo Ventura, in attacco Malagoli e Faccin. Vedremo se saranno quelli riconfermati in pista, ci sembra proprio di sì, anzi c'è forse Malagoli dal primo minuto al posto di Stefano Dal Santo, ma il resto della squadra è confermata con Diego Neves, Ventura e Faccin. Dall'altra parte il Forte dei Marmi invece schiera Gnata, Casas, Burgaia, Rubio e Montarana, quindi non c'è Ambrosio dal primo minuto, che abbiamo visto anche nel riscaldamento, che era una sede staccata per il riscaldamento, quindi probabilmente qualche problema leggero, problema fisico per Federico Ambrosio, attaccante della nazionale italiana, ma evidentemente forse solo una precauzione, sono farlo entrare nei primi 5 della partita. E intanto vediamo anche la coppia arbitrale che dirigerà questa gara, con Claudio Ferraro di Bassano, quindi qui nella vicina provincia vicentina, e poi un arbitro viareggino che è Luca Molli, due arbitri anche in questo caso, Stefano, di grande esperienza per una partita che promette tanto spettacolo ma anche tanta fisicità e anche qualche colpo un po' sporco. Infatti su questa pista, insomma, abbiamo visto nella storia dell'hockey italiano sempre delle grandi battaglie, ci aspettiamo questo in questa inedita domenica pomeriggio dell'hockey su pista italiano, in diretta su Media Sport Channel e su Sport TV, che appunto ci seguirà per tutto l'anno con una partita in diretta alla settimana, oggi eccezionalmente alla domenica, ma è il giorno dell'hockey su pista, sarà il mercoledì sera alle ore 20:45, ma oggi questa era assolutamente la partita da seguire, nonché, come ha detto i due allenatori, nel primo scontro diretto per la parte alta della classifica, ma anche per capire, come dicevi te Gabriele, qual è lo stato di forma delle due squadre. Ovviamente sono ancora in fase di rodaggio, ovviamente il Forte, a dirla tutta, forse è uno dei pronostici, più che altro perché è una squadra solida e non solo, ma poi è già uno zoccolo duro importante, confermato l'anno scorso. L'unico veramente nuovo innesto è stato Xavi Rubio, che in realtà in queste prime due giornate, attenzione, tanto il gol di Reinaldo Ventura, spezza subito gli equilibri, grande ex viareggino, che quindi con il Forte ha un po' la garra interiore di lasciare sempre il segno. Gran bel gol questo di Reinaldo, un gol dalla media distanza, velocità e sorpreso sia Gnata in porta, ma anche la difesa, che non è riuscita assolutamente a contrastare il talentissimo portoghese, che, come ricordavi te, 2 anni a Viareggio, ora con il Trissino, quindi segna subito dopo 40 secondi il Trissino, 1-0 per la squadra di casa. Poi andiamo a vedere anche il replay del gol, che ha un po' cambiato un po' l'ago della bilancia subito all'inizio con il primo gol del Trissino. E subito adesso ci si deve aspettare una partita veramente al fulmicotone, che darà tanto spettacolo, perché io mi aspettavo in realtà un po' più di studio da entrambe le formazioni, invece è partito subito forte il Trissino, ha trovato questa precisa diagonale nell'angolino basso Reinaldo Ventura, uno come lui quello spazio non glielo devi mai lasciare, e ora il Forte si trova subito a inseguire. Se imporrà subito il ritmo che ha avuto nelle gare di Supercoppa e soprattutto nelle prime 2 di campionato, vedremo veramente un ritmo molto alto in questi primi 25 minuti almeno. E uno dei problemi del Trissino era proprio l'inizio di gara, perché sia Viareggio aveva subito un break di 2-0, ma anche contro il Sarzana, proprio in diretta su Media Sport Channel, avevamo visto una difficoltà nei primi minuti ad entrare in pista. Invece per la prima volta forse la squadra di Sergio Silva ha messo in pista l'atteggiamento giusto in questa gara, terza gara del campionato italiano di Serie 1.
Ora il Forte che manovra con Rubio, servito da Burgaia, ancora lui, serve Motaran, piemontese, serve il catalano, ancora Burgaia, contrastato fisicamente da Facin, ancora Burgaia per Casas, scambiano la pallina i due giocatori spagnoli, ancora Casas al centro per Burgaia, cercava la girata volante numero 7 ma sta per scadere 45 secondi, impatta su Català e può ripartire il Trissino con tiro di Malagoli dalla distanza, tiro alto, niente da fare. Un controattacco piuttosto troppo frettoloso per il Trissino. Qui ci prova ancora il Forte che sta cercando di subito rispondere al primo gol segnato da Rinaldo Ventura dopo 40 secondi, tiro alla distanza però di Casas che non frutta assolutamente nulla. Riparte quindi il Trissino che ora può giostrare, siamo appena a 2 minuti e 30, abbiamo visto l'atteggiamento forse un po' più aggressivo del Trissino nei primi secondi, poi il Forte comunque dall'altro della sua esperienza, della sua insomma ha vinto un sacco di titoli negli ultimi 7 anni e quindi con una grande pazienza può ritornare in partita. Motaran servito da Rubio, tiro dalla distanza, para Català e quindi già stato un paio di tiri per il Forte dei Marmi dopo 2 minuti, dopo l'iniziale vantaggio, però insomma serve ben alto insomma, per scalfire questo Trissino soprattutto in difesa. Sì, serve sicuramente un ritmo molto alto quello del Forte dei Marmi per tentare di chiudere quantomeno il Trissino, cercare di spezzargli un po' il ritmo partita, non lasciare ai vicentini le redini di un match che già si sta indirizzando sui binari che la squadra di Sergio Silva voleva. Chiaro che è un vantaggio pesante questo, anche se è giunto forse in maniera un po' troppo preventiva, perché solo dopo 40 secondi il Forte ha ancora tutto il tempo per non demoralizzarsi e cercare subito la risposta. Ci prova adesso con Casas, il giovanissimo numero 18 del Forte. Attenzione che Rinaldo qui lamenta un fallo, è così, gli arbitri hanno sancito un fallo per il Trissino, viene però richiamato Ventura per proteste forse eccessive nei confronti della coppia arbitrale. Quindi si ripresenterà con un tiro indietro del Trissino. Intanto da segnalare anche una larghissima rappresentanza del Forte dei Marmi, dei tifosi del Forte dei Marmi, ma c'è anche la tifoseria locale, quindi ci saremo anche le tribune che si sono ormai riempite dopo i primi 5 minuti della partita per questa bellissima partita di hockey su pista in diretta su Media Sport Channel. Si richiedono i 3 metri di ordinanza, i due arbitri si spiegano, Ferraro e Molli, che hanno già arbitrato insieme delle gare di Continental Cup proprio un anno fa a Leida, insomma sono due arbitri internazionali da diversi anni. Oggi a fischiare questa importante partita del campionato Facin per Malagoli, ancora Ventura, poi Neves, 3/4 della squadra è completamente nuova in questo quartetto esterno del Trissino, solo l'unico rimasto è Facin, uno dei talenti del vivaio trissinese. Malagoli da Lodi, ex Lodi, tiro a distanza, colpisce il palo ma c'è stato il fallo in attacco, uno sfondamento e Davide Motaran. 2 i falli di squadra per la squadra di casa, 1 per il Forte. Casas per Rubio, 0 i falli di squadra intanto per il Forte di Marmi, non è stato fallo nell'occasione precedente. Rubio servito da Casas, ancora Rubio cerca la percussione al centro per Motaran, c'è rimasto Burgaia, gol di Jordi Burgaia al 4-0-2, subito pareggia il Forte con un'azione insistita di Jordi Burgaia che era lì che aspettava la zampata decisiva, aveva già provato pochi secondi fa, quindi vediamo subito il replay grazie alla regia. Raccoglie questa pallina vagante, alza e schiaccia di grandissima e pregevole fattura. Qui vediamo anche il replay dedicato con la pallina che schizza in centro area e poi Burgaia con grande sagacia segna questo pareggio del Forte di Marmi. Grande spirito da Condor d'area, verrebbe da dire se parlasse di calcio, perché questo taglio al centro era di Rubio, molto ben fatto, tra l'altro era per Motaran, non è riuscito ad impattare la pallina correttamente il capitano del Forte e poi è arrivato veramente Burgaia. Grandissima la rapidità di questo alza e schiaccia. Burgaia che ha iniziato questa stagione veramente ad alto ritmo, forse per vendicare un po' un torto a se stesso dell'anno scorso, tra infortuni, acciacchi vari, non era riuscito ad emergere per i primi tempi del Forte dei Marmi. Quest'anno invece sia in Supercoppa che in campionato è riuscito subito, sia come assist man che come realizzatore, a lasciare la sua impronta, e anche qui stasera con un impareggio importante. Intanto attenzione, ci riprova Casas, riesce con un riflesso Català a evitare il gol. Diego Neves dall'altra parte cerca di allentare il ritmo che si è fatto molto pressante del Forte dei Marmi dopo l'iniziale vantaggio di Ventura. Ora lo stesso portoghese servito da Malagoli, poi all'altro portoghese Diego Neves, ex Bassano,
nessun cambio in questi primi 5 minuti, tiro a distanza di Diego Neves, questa volta Gnata esce il momento giusto. Casas raccoglie la pallina, serve Motarani in area, disturbato da Malagoli che poi recupera la pallina ancora, ma è spostata la pallina con il corpo, quindi non può essere spostata dal corpo ovviamente la pallina nell'hockey su pista. Il tiro sarà per il Forte dei Marmi, che con pazienza è riuscito a ripareggiare subito i conti. Burgaia, infatti, come dicevi te, ha segnato un paio di gol così sia a Montebello che anche nell'ultima gara contro il Bassano, insomma, sia in veste di assist ma anche come rapace d'aria, cosa che non avevamo visto l'anno scorso sinceramente. No, soprattutto non l'avevamo vista fino alla seconda praticamente parte della stagione, perché appunto aveva avuto diversi acciacchi anche fisici, anche nel precampionato era stato vittima di un infortunio. Invece quest'anno è riuscito e ne è soddisfatto anche lui, anche parlandoci ovviamente al di fuori del rettangolo di gioco, perché è riuscito a prepararsi forse in una maniera un po' più adeguata, un po' più mirata, con anche il nuovo staff tecnico del Forte dei Marmi, il nuovo preparatore atletico, e è riuscito a arrivare a questo avvio di stagione veramente al top della forma. Infatti da lui, forse anche più che da Casas, che ancora ha qualche problema al ginocchio dopo quella brutta botta a Sarzana in precampionato, ci si aspetta un po' che lui faccia un po' da metronomo, ecco, diciamo, della squadra rossoblù. Correttrissimo, che cerca di imbastire un'azione offensiva, ovviamente, dove come nel basket che ci seguirà nella diretta si devono osservare 45 secondi per arrivare al tiro contro i 25 del basket. Appunto abbiamo visto un'azione di Faccin, una pallina sporca che quasi non rocambolava in rete, ma il Forte dei Marmi sembra aver risposto prontamente all'inizio fulminante del Trissino, che poi non è più riuscito a entrare realmente in area dopo quell'iniziale dopo 40 secondi di Rai Ventura. Rubio per Casas al centro, Casas si accentra, viene fermato dal giovanissimo Faccini, che ha solo 21 anni, talento trissinese. Sì, prova tanto a spingere sulla corsia di sinistra il Forte dei Marmi con queste incursioni personali sempre sul palo di Català, come a volerlo beffare su quel palo, quando poi in realtà il gol è arrivato proprio da un taglio sul palo opposto. Verrebbe da chiedersi quanto ancora a lungo cercheranno la soluzione proprio dalla sinistra. Certo è che, come sottolineavi tu, il Trissino sta avendo qualche difficoltà a cercare il pertugio in area, che invece dopo 40 secondi era riuscito a trovare proprio Reinaldo Ventura dall'alto della sua esperienza. E Forte con Burgaia e Rubio, 24 secondi per arrivare al tiro, e ovviamente in caso di superamento dei secondi il gioco si fermerà e ci sarà un tiro in diretto per la squadra avversaria. Rubio dietro porta, disturbato da Malagoli, una difesa passiva in questo frangente del Trissino, che rischia qui con la deviazione volante di Motaran sul passaggio di Rubio. Ancora Motaran con la pagina, ma l'aveva controllata fallosamente. È un tiro in diretto, ovviamente non è stato fallo di squadra. Entra anche Manuel Garcia, primo cambio dopo 7 minuti, esce Alessandro Faccini, un altro dei nuovi arrivati della squadra vicentina è Manuel Garcia, ex oliverense, ex Viareggio, ex Bassano. Insomma, c'è una lunga lista di militanze per l'argentino, però insomma è uno dei giocatori di cui ci si aspetta tantissimo in questo campionato, ha già dimostrato di segnare gol importanti. È uno dei grandi veterani su cui il Trissimo si basa e su cui basa anche un po' la crescita di quello che è il comparto più giovane della squadra. Mi viene appunto in mente Greco, Faccin, che stanno facendo molto bene, ma che da Reinaldo e da Garzia hanno tutto da imparare. Magari non avranno più lo scatto predominante della gioventù, ma sicuramente sanno come imbastire un gioco e un'azione offensiva come si deve. Penso che Sergio Silva abbia voluto schierarli insieme in questo frangente proprio per ridare un po' la quadratura a un Trissino che negli ultimi minuti sembrava stesse subendo un po' più la pressione forte marmina. Da notare anche lo slancio offensivo di Motaran, che si è già reso pericoloso in un paio di volte, tra cui anche quella del gol, mentre molto più difensivo appare invece Xavi Rubio. Esattamente, cosa che insomma deve essere il contrario, perché evidentemente Motaran nasce da sempre nella sua storia da Vercelli difensore, poi col fizio del gol, perché ha fatto di quei gol importanti, finali scudetto, semifinali, che insomma da rivedere anche nella sua lunga carriera anche in nazionale. C'è Burgaia proprio per Motaran, tira a distanza, para Català, raccoglie la sfera Garcia su Rubio, anzi no, alla meglio lo spagnolo, tiro a distanza proprio di Casas, un tiro accompagnato ma viene deviato in qualche maniera dalla difesa vicentina. Ancora Rubio in fase di regia per Burgaia, e quindi Casas sbaglia però il controllo lo spagnolo. Malagoli per Neves
non riesce a tirare, disturbato fallosamente dal giocatore avversario. È il terzo fallo di squadra per il Forte dei Marmi, 2 per il Trissino nei primi 8 minuti e 17 di questa appassionante partita, che ha già sparato i suoi 2 colpi d'artificio, però senza dubbio ora il Trissino sta cercando di imbastire un'azione. Il Forte sta gestendo, a mio parere, meglio in difesa, una difesa leggermente più attiva rispetto al Trissino, ma comunque questa partita sarà decisa e sarà segnata dai campioni di queste due formazioni. Sì, sono due strategie difensive soprattutto completamente diverse. Tanta attenzione, Reinaldo contro Gnata ci mette il guantone, ostacolato da proprio Motaran, riesce in qualche modo a toccare la sfera. È stato dall'altra parte Burgaia per Motaran, cerca di ragionare il Forte dei Marmi, perde però sfera, ricambia il favore Ventura. Allora può partire di nuovo il Trissino con Neves, Garzia. Malagoli che non riesce a concludere ottimamente, la pallina schizza in alto, quindi sarà ovviamente quando la pallina supera una certa altezza viene fermato il gioco, è un tiro indiretto. Intanto entra Giacomo Maremmani in pista al posto di Davide Motaran, che è uno dei giocatori che ha speso di più nei primi 2 minuti della partita. Assolutamente, poi Gigio Bresciani conta molto sull'apporto dei più giovani della sua panchina, tra questi Maremmani che ancora viene annoverato tra i giovani, ma intanto a rigore, perché c'è stato un tocco proprio di Maremmani, un fallo di Maremmani su Neves. Stava volando a rete e praticamente è stato bloccato ovviamente nella battuta, ha bloccato il bastone, quindi è tiro di rigore fischiato dall'arbitro Molli. Quindi andiamo a rivedere proprio il replay della situazione, dove andrà a battere Reinaldo Ventura. L'anno scorso a Viareggio 69%, signori e signori, è la percentuale più alta degli ultimi anni sui tiri di rigore. Solo Ambrosio ci è avvicinato l'anno scorso, ma ovviamente Ventura ne ha tirate anche il doppio di Ambrosio. C'è quindi Re Ventura, ma para con la spalla. Ricky Gagnata cerca di servire al centro anche Manuel Garcia nella ribattuta, ma è più veloce la difesa Forte Marmina. Vicinissimo al gol il Trissino con un bellissimo tiro rigore, ma che gran parata ha fatto Ricchignata. Vale come un gol questa parata, perché veramente di grande prodezza di riflessi. Con la spalla destra è riuscito a deviare il tiro precisissimo, tra l'altro, di Ventura, mirato proprio all'incrocio dei pali. Veramente un gran rigore, come ricordavi tu, la percentuale non mente, la matematica non è un'opinione, no? A Viareggio ha battuto veramente una marea di rigori, ma ha anche segnato veramente tanto Ray Ventura. Era stato l'acquisto proprio mirato per i tiri da fermo, perché era un po' il tallone d'Achille di 2 stagioni fa del Centro Giovani Calciatori Viareggio. Quest'anno a Trissino stavolta ha trovato il monumentale Gnata, che in questa stagione ha anche firmato un piccolo record personale. Le prime 2 partite 0 gol, poi è arrivato dopo 86 minuti di imbattibilità la rete del Bassano. Tanto attenzione, perché Maremmani, stavo elogiando poco prima del fallo, sta avendo un inizio di stagione molto importante, soprattutto in fase offensiva, anche stavolta molto pericoloso dalle parti di Català, altro portiere che a Forte dei Marmi si ricordano con un po' di astio, perché con il Lodi, insomma, in un paio di finali gli ha lasciato l'amaro in bocca ai tifosi bersiliesi. Ora è entrato anche Greco nella sfida, è entrato anche Federico Ambrosio al posto di Casas. Quindi Rubio ora, tentativo vicinissimo al gol Trissino, ma che errore della difesa trissinese, che lascia un corridoio larghissimo per lo spagnolo. Altro cambio, entra Dal Santo per Ventura. Ventura ovviamente ha accusato un po' il colpo, ovviamente nel senso di un inizio savillante. È entrato Dal Santo, più giovane ovviamente, ma ovviamente sono forze fresche in difesa che fanno sono ottime per il Trissino, che ha avuto un po' di problemi anche in questo frangente. Ora Neves è disturbato da un ottimo Rubio che fa ripartire il Forte, poi serve Ambrosio però non riesce in maniera pulita a servire Casas, ci pensa lui, lo spagnolo a raccogliere la pallina. Poi serve ancora Rubio e poi Maremmani per Rubio. Siamo all'11esimo, 1-1 il risultato qui al Paradante di Trissino. Ambrosio disturbato da Garcia, i 2 giocatori argentini, uno di Mendoza, proprio Mendocino, che però non riesce anzi a commettere fallo, proprio lui blu. Ingenuità qui di Federico Ambrosio, che vuole recuperare la pallina, ma forse un po' sfortunato, ha preso i pattini di Garcia, che cade a terra. Cartellino blu a sotto di regolamento, forse insomma
Secondo me ci stava. È vero che cercava la stecca, però ha agganciato il giocatore. Poi se la regia riuscirà a riproporci il replay a breve, magari lo rivedremo. Però ecco, proteste vibranti quelle di Ambrosio verso l'arbitro Ferraro. Secondo me, almeno a vedere la nostra postazione, decisione giusta. Andiamo a rivedere. Dato ad agganciare sembra il pattino, quindi l'arbitro tra l'altro era proprio lì a pochi centimetri di distanza dal luogo del fallo, quindi cartellino blu e tiro, altra occasione, tiro di prima per il Trissino quando mancano 13 minuti e 16 secondi alla fine di questo primo tempo. Veramente giocato ad alti ritmi, Stefano. Entrambe le squadre subito hanno dettato un imprinting molto molto deciso a questa partita, segno che è vero che magari conta ancora relativamente poco che siamo all'inizio del campionato, ma entrambe vogliono mettere il naso avanti alla quella che è insomma una delle rivali scritte di questo campionato. Time out richiesto da Sergio Silva all'11:44, mentre ci sarà il tiro diretto ora per il Trissino, che potrebbe rimettere il muso avanti. Certo, c'è passo strano vedere Federico Ambrosio nei primi 5, ma è stato anche il secondo cambio per il Forte dei Marmi. Probabilmente anche probabilmente una settimana Gigio Bresciani ci ha detto che ha spinto un po' sull'acceleratore riguardo la condizione fisica, probabilmente un po' di risentimento ci può stare a inizio campionato, però insomma il Trissino al tiro diretto per riportarsi avanti, e ci andrà il 21enne Alberto Greco, autore di 3 reti, uno dei migliori giocatori di queste prime 2 giornate. Alberto Greco, uno dei talenti del Trissino, uno dei pochi rimasti dal mercato estivo, insieme a Català, insieme a Faccin. E allora c'era Alberto Greco contro Riccardo Gnata. Alberto Greco, ma non riesce a girare l'impugnatore della stecca, e quindi niente da fare, non riesce nemmeno a tirare, anche se Gnata era realmente sulla traiettoria. Ci saranno adesso 2 minuti di penalità e 2 minuti di superiorità numerica per il Trissino, e quindi il Forte dei Marmi sarà in 3 giocatori esterni contro 4 del Trissino. Neves, Del Santo, Greco e Garcia al centro. Questo è lo schema del squadra di Sergio Silva, che però sbaglia questo controllo. Riparte però il Forte con Martí Casas, 1-2 Martí Casas, ma Català salva la situazione in inferiorità numerica. Grandissima parte di Català, anche se il tiro, e qui c'è bellissimo, che girata di Alberto Greco, colpisce il palo esterno. Il guantone di Gnata, gran parata di Gnata, almeno mi è sembrato di vedere, poi sicuramente ci sarà modo di rivedere l'episodio. Intanto attenzione, giocata di Xavi Rubio che scambia con Casas, poi la palla di ritorno per il numero 17 del Forte, non arriva precisissima, non si sono intesi i due. Rubio voleva che Casas tirasse, invece Casas gli aveva riconcesso la sfera sul palo. Intanto vediamo la gran girata di Alberto Greco, il guantone di Ricky Gnata, gran parata qui del portiere Forte Marmino, veramente un cost to cost tra Trissino e Forte dei Marmi di grande livello in questo domenica pomeriggio, che qua il Paladante si sta infiammando e di gran lunga. Greco per Neves dalla distanza, tiro, parata di Ricky Gnata. Abbiamo visto una subita numerica piuttosto dinamica per il Trissino, che ora ci riprova con il portoghese Neves, poi per Greco, l'autore di una bellissima girata no look, che quasi non porta avanti di nuovo la squadra di casa. Neves per Del Santo, un altro dei nuovi arrivi, Stefano Del Santo dal Breganze, 26 anni, tiro a distanza di Neves, e ancora Gnata ci mette la pezza, aiutando forse anche con la porta. Greco, tiro, ma è fuori ancora, che rischio per il Forte dei Marmi. I Trissino hanno avuto 3-4 occasioni importanti in questa superiorità numerica, vediamo se ne avrà un'altra. C'è però il fallo, anzi no, c'è la pallina portata avanti dal giocatore toscano, e quindi un altro possesso per Manuel Garcia, per Diego Neves per Del Santo. Sono però finiti 2 minuti, quindi il Forte dei Marmi è ritornato in 4 giocatori, 5 giocatori in pista contro 5. Ora finito la superiorità numerica, 3 tiri per il Trissino, nessun gol, da cui il tiro diretto non realizzato da Alberto Greco, grazie a Ricky Gnata, che è uscito in maniera ottimale nel tiro diretto. Siamo ormai al 14° minuto, 1-1 con il risultato. C'è da dire che le occasioni create dal Trissino, l'unica vera costruita in area è quella gran girata di Alberto Greco, gli altri sono tutti tiri arrivati da fuori l'area di rigore Forte Marmina. Quello di Garzia e quello appunto di Greco, entrambi dalla distanza. Gnata ha controllato bene, il vero rischio l'ha corso proprio con quella girata di Alberto Greco. Granitica, direi, la difesa del Forte dei Marmi. Adesso con la parità ristabilita, questi 10 minuti promettono davvero gran spettacolo. È rientrato Motaran, che l'abbiamo visto vuole arrivare a segno in questa partita, ci ha già dato vicino almeno un paio di occasioni.
è lì fermo in centro area, pare da perno, magari ha uno schema di Gigio Bresciani. Maremmani disturbato da Greco, i due coetanei stanno per 45 secondi e può ripartire il Trissino proprio con Greco, un'azione che è andata a buon fine per la GDS Impianti. Ancora Emanuele Garcia che spinge tanto sulla destra. Emanuele Garcia è proprio quello che vuole Sergio Silva dalle sue prestazioni. Poi Neves, ancora Garcia, comunque dall'alto dei suoi 36 anni, non ne ha 25 come il suo collega Neves, ancora serve proprio lui. Stiamo per scadere anche qui i 45 secondi. C'è il blocco non segnalato dal Forte dei Marmi, metterà anche falloso. Neves al centro, spara però a nessuno. Può ripartire per il Forte dei Marmi con Marti Casas che serve al centro. Maremmani scivola, non c'è fallo. Si è provato il gollazzo Maremmani che già aveva segnato il gol così, e a terra proprio Maremmani, viene fermato il gioco, ovviamente si è scontrato con un giocatore, mi sembra Alberto Greco, esattamente, perché con il pattino deve aver impattato contro il costato del numero 77 Forte Marmino. Lo vediamo, eccolo qui, quando si toglie, cerca di togliere il pattino dal corpo dell'avversario, sembra che l'abbia colpito. Adesso si è rialzato comunque Maremmani. Vediamo l'azione, vediamo se questo replay ci chiarirà se fosse fallo o meno. Sarà già sbilanciato, poi Greco ci ha messo un po' del suo, ma comunque era francamente un'azione regolare, quindi abbiamo anche fugato questo dubbio. Questo contropiede poteva essere mortifero perché è stata veramente una ripartenza velocissima di casa sull'errore dell'attacco trissinese. Sì, gli arbitri hanno fermato il gioco perché hanno visto appunto il giocatore del Forte dei Marmi rimasto a terra dolorante, e poi in realtà si è rialzato dopo pochi istanti, anche aiutato dal portiere avversario Català che si è subito sincerato delle sue condizioni. Può tanto ripartire il Forte dei Marmi proprio con Maremmani che scambia con Motaran. E quindi Ambrosio che è ritornato in partita dopo la penalità di 2 minuti. Burgaia e quindi Maremmani. In casa Trisso invece è rientrato Andrea Malagoli, quindi giro a 2 in panchina, anzi a 3. Al centro ci prova ancora il Forte, ma quanto è pericoloso questo Forte con gli assist di Burgaia. Adesso in questo caso Ambrosio, Motaran ci riprova sempre sulla stessa fascia a cercare un buco. Ora c'è Malagoli a difendere, poi Maremmani spara avanti, attenzione alla pallina che viaggia sulla porta, ma bravo Català a sventare su questa pallina velenosa sul tiro, una palombella del toscano. E ancora però il Trissino davanti, però mi sembra un po' più in partita il Forte dei Marmi che riesce sempre a impensierire la squadra avversaria negli attacchi. Lo c'è poi Greco, disturbato da Ambrosio, non c'è fallo, però viene richiamato probabilmente Greco per simulazione. Un altro fallo di squadra, ovviamente fallo di squadra più richiamo verbale. Cosa vuol dire? Come cartellino giallo, al secondo richiamo verbale ci sarà cartellino blu, quindi penalità. Ricordiamo, è una delle novità dello scorso anno introdotte nell'hockey su pista, così come i 2 time out. Adesso a richiederlo è Pierluigi Bresciani sulla panchina del Forte dei Marmi. In effetti tante appunto le novità come questa delle simulazioni, che va un po' a punire chi esagera nel cercare e nel appunto simulare un contatto, che nell'hockey su pista sappiamo, essendo sport di contatto ancor più che il calcio, è chiaro che le occasioni si sprecano. Intanto qui rivediamo la bella azione del gol con l'azza e schiaccia fulminante di Jordi Burgaia a recuperare su quella sfera smorzata appena da Motaran. Gran gol questo, come gran gol è stata la stafilata in avvio di gara dopo 40 secondi di Reinaldo Ventura. 2 grandi campioni, uno ovviamente dall'alto della sua esperienza, Burgaia invece ex Oliverense, insomma ha avuto anche lui esperienza importante in Portogallo, però qui a Forte dei Marmi forse è esploso davvero il giovane catalano, insieme anche a un altro che è Casas, che è riuscito a sbloccarsi proprio la scorsa settimana contro il Bassano, da cui ci si aspetta veramente tanto dal giovanissimo catalano. L'anno scorso è stato uno dei funamboli di questa squadra, secondo nella classifica marcatori, proprio dietro Ambrosio di un gol soltanto, ma è stato lui quello che ha trascinato davvero il Forte dei Marmi alla vittoria del campionato e dello scudetto. Ricordiamo insomma il suo gol contro il Viareggio in gara 5 è stato veramente, e contro il Valdagna anche, è stato veramente decisivo in più di un'occasione. Ambrosio per Motaran e quindi Maremmani. Mancano 7 minuti alla fine del primo tempo. Motaran per Ambrosio e quindi Burgaia. Dall'altra parte però c'è Ventura, Malagoli, Greco e Dal Santo, quindi è rientrato il campionissimo portoghese nonché capitano
della formazione di casa. Ventura c'è proprio Dal Santo, che occasione per Stefano Dal Santo, che non riesce a inquadrare il specchio della porta sull'ansist marcante e lungimirante in questo caso di Ventura. Grande occasione per il Trissino, al settimo tiro alla fine, Greco per Ventura per Greco. Tra l'altro grandissima azione di Reynaldo Ventura, che con una finta aveva tagliato fuori dalla marcatura Federico Ambrosio per poi fare questo lancio in profondità per Dal Santo, che tra le altre cose, esulando un attimo dall'hockey giocato, conosce molto bene Richignata, non solo perché è stato suo ex compagno di squadra nel Breganze, ma perché sono amici fraterni i due, vanno spesso anche in vacanza insieme, due grandi appassionati di moto, quindi si conoscono veramente a menadito anche sia dentro che fuori la pista. Malagoli per Ventura e quindi Dal Santo. Ancora il Trissino che però non riesce a manovrare in attacco in maniera ottimale, un po' ferma, ma soprattutto grazie al quadratone imposto da Gigio Bresciani in difesa, quello che un po' abbiamo visto in questo inizio del campionato. Dal Santo ora ci prova dalla distanza, c'è libero Greco, che parata di Richignata, che parata, Greco la porta praticamente vuota, grande assist marcante del suo compagno, che andiamo a rivedere l'azione di Dal Santo seguito da Ventura e poi Greco tu per tu, forse troppo bassa la pallina e riesce a tuffarsi Richignata. Ed è la seconda volta che il Trissino pericolosissimo. Attenzione, intanto Burgaia dall'altra parte non va. Dicevo, seconda occasione del Trissino in pochi minuti, entrambe nate dal genio e dalla stecca di Reynaldo Ventura, che tutte e due le volte ha tagliato fuori Ambrosio per poi servire Dal Santo come secondo regista offensivo, possiamo chiamarla in questa maniera, sempre traendo spunti dal gioco del calcio. Attenzione, mano in mani, Català si impone sul giovane attaccante del Forte, che può però recuperare palla adesso in questo frangente, da solo però davanti tenta il numero su Malagoli, non riesce. Allora Reynaldo Ventura. Stati un paio di errori della difesa trissinese, quello ripari facendo uscire Neves per entrata di Faccin, però niente da fare ancora. Diciamo che l'atteggiamento del Forte è a due facce, il Forte in difesa ha una impostazione completamente diversa rispetto anche a quella che abbiamo visto l'anno scorso, quindi sono degli esperimenti che abbiamo visto anche a Montebello, se non sbaglio, e invece il Trissino gioca un po' più diciamo tra parentesi allegro in difesa, ma sinceramente Forte Marmi in difesa sta facendo ottime cose, un po' meno male, cioè meno meglio il Trissino, però insomma il Forte Marmi ha cambiato un po' impostazione in difesa. Sono due difese un po' diverse, il Trissino è un po' più passiva come dicevi tu e il Forte invece molto più attiva di movimento, anche perché deve sopperire a un difensore di ruolo in meno. Tanta attenzione perché Dal Santo può caricare il tiro, arriva una tipica deviazione di Maremmani che facilita l'intervento di Ignata, può ripartire il Forte. Dicevamo tenta questi esperimenti. Tanta attenzione, un cartellino blu per Reynaldo Ventura. Andiamo a rivedere quello che è successo, non sembrano arrivare proteste dal campione portoghese. Vediamo il fallo, ha allungato il pattino Reynaldo su Motaran che è andato a terra e dunque occasionissima per il Forte che potrà godere di questo tiro diretto. Se ne incarica lui sta facendo un movimento, gli è frenato addosso l'avversario, si va a spiegare con l'arbitro Ferraro che dice che non poteva fare nulla per togliere quella gamba di richiamo, ma effettivamente il fallo c'è stato, il giocatore è caduto e quindi ci sarà il tiro diretto per il Forte dei Marmi e si impegnerà a battere Federico Ambrosio, 36% l'anno scorso, il miglior marcatore insieme a Marti Casa. Sono un po' divise un po' tutte le statistiche sotto rete, quindi al 20-11 opportunità per il Forte di Marmi. Federico Ambrosio contro di Català, Ambrosio, ma Català con la spalla, quindi tiro diretto fallito anche da Ambrosio, quindi due tiri diretti falliti, uno da Greco Trissino e uno di Ambrosio e un rigore parato a Ventura. E anche Ambrosio e Català si conoscono bene l'un con l'altro, ex compagni dei Lodi, hanno vinto proprio il titolo italiano insieme. È chiaro che c'è andato lui forse per cercare di beffarlo, ma grande la risposta di Català, due grandi portieri, è uno scontro nello scontro quello tra Ignata e Català a distanza appunto di tutto il rettangolo di gioco, tanto ancora il Forte in avanti che può godere di questo power play di 2 minuti con Mattugini che è entrato nella mischia, il giovanissimo giocatore Forte Marmino, grande visione di Rubio che cerca proprio il 19enne che non è riuscito a concludere. Ancora Ambrosio alla distanza sui parastinchi di Malagoli, quindi ancora Rubio, poi Ambrosio, è molto avanzato il Forte, ci prova con Burgaia, ma Malagoli con un numero riesce a
togli la pallina praticamente dal gol quasi sicuro, ma sbaglia qui il possesso. Trissino può ripartire ancora il Forte dei Marmi. Manca circa un minuto alla fine della sfida numerica. Burgaia per Ambrosio, entra anche Marti Casas al posto proprio del giovane Mattugini. Ancora Ambrosio, però non riesce il suo passaggio a Casas, interviene Malagoli che spedisce avanti Faccin si gira, ma deve solo far passare i secondi il giovanissimo talentino della nazionale Under 19, ex nazionale 19. Ambrosio però recupera la pallina, la serve a Casas, poi scarica per Rubio per Burgaia, e ancora questa quaterna praticamente che palla Spagnolo da Argentina-Spagna, e poi ancora Del Santo che cerca di far passare i secondi, poi serve Faccin e quindi Malagoli, mancano pochissimi secondi, poi rientrerà Diego Neves. Faccin non riesce a controllare la sfera, anzi no, la recupera ma non riesce a servire Neves. Il Trissino è ritornato in 5 uomini, sbaglia però il possesso. Trissino è una fase un po' confusa, ora si sbaglia da destra e a sinistra, ma recupera Burgaia che calma i ritmi, rimposta per Casas al centro per Ambrosio, più veloce Neves ha già dimostrato di avere qualcosa in più in difesa in questa partita, è stato già diverse le sue interdizioni in questa partita. 1-1, time out richiesto ancora, seconda volta per il Trissino al 22:35. Sì, le due squadre cominciano anche un po' ad avvertire la stanchezza di un primo tempo veramente giocato a ritmi vertiginosi. Abbiamo visto la disattenzione di Ambrosio in difesa che addirittura ha rinunciato a ricercare la pallina, poi gli errori al centro della pista in fase di impostazione sono errori che queste due squadre hanno dimostrato di saper non fare. È chiaro che siamo a inizio stagione e soprattutto dopo quasi 23 minuti di altissima intensità ci può stare qualcosa, però si è visto veramente un gran spettacolo qua al Paladante stasera. 1-1 fa quasi impressione come risultato, evidentemente va a grande merito ai due portieri, come dicevamo prima, perché veramente si sono guadagnati la pagnotta, per usare un eufemismo. Hanno veramente fatto due grandi prestazioni. Gnata in almeno 3-4 occasioni è stato determinante. Català sul tiro diretto di Ambrosio, quella spalla ha salvato il pareggio. Tanto si riprende a giocare. Dopo il time out. Non c'è fallo di Faccini in questo caso, scivola Casas e si riprenderà con un tiro in diretto per il Trissino. Noi avevamo domenica inedita per l'hockey su pista, la seconda volta nella storia, ma c'è tutto esaurito. Qui al Paladante di Trissino, Malagoli per Neves, quindi Del Santo gioca per vie esterne. Il Trissino, quello abbiamo visto ormai dal primo minuto, a cercare come adesso la battuta al volo di Faccin, ma insomma aveva due giocatori intorno, quindi era difficile trovare il gol in quel frangente. Deve cambiare un po' probabilmente in attacco. Saggio si va avere probabilmente una manovra un po' più dinamica, un po' più propositiva, mentre forte, insomma sta dimostrando grande, insomma, sia possesso sia solidità. Forse gli manca il gol, ma ovviamente c'è anche Català. Beh, certo, anche una difesa che comunque del Trissino è abbastanza solida. Intanto ci prova Rubio con questa diagonale a Montebello Vicentino, gli era valso il gol. Tanto qui fase confusionaria tra Mattugini e Malagoli. Arriva adesso il fallo di squadra, è il quarto per gli ospiti, e Malagoli si lamenta che voleva il rigore, ma il fallo è avvenuto fuori dall'area del Forte dei Marmi. Abbiamo visto il replay della regia che insomma il fallo è iniziato ben prima, sì, assolutamente, della riga che delimita l'area. Falli di squadra, 4 a testa, quindi, insomma, per ora non sono un elemento importante. Ricordiamo che al 10° fallo ci sarà un tiro diretto, nei battiti ci sono 5 e dopo c'è il tiro libero, qui dopo 10 e poi a multipli di 5 si va a aprire la pista. Nel frattempo mancano mai 84 secondi alla fine del primo tempo, 1-1 il risultato, ma insomma da notare sul tabellino un rigore parato a Ventura, un tiro diretto parato a Greco, anzi neanche tirato da Greco, tiro diretto di Ambrosio, quindi insomma tiri diretti che per ora i punti non poi, sono una nota. E poi tante azioni veramente importanti, la girata di Greco, tante parate altrettanto importanti. E tanto arriviamo con una segnalazione dall'altra pista su cui si gioca oggi, quella di Correggio, che è iniziata proprio alle 18 come qui al Paladante. Conduce per 2-0 il Breganzi, altra squadra vicentina
avversaria del Forte dei Marmi nella recente Supercoppa italiana, sconfitta proprio in casa dei Versaillesi. Tanto qua il Paladante si riprende a giocare, ma viene subito interrotto il gioco e arriva anche un cartellino blu a Ricky Ignata, estratto dall'arbitro Molli. Chiedono subito spiegazioni i giocatori del Forte dei Marmi. Vedremo di capire un po' questa decisione arbitrale. Sembra dalla mimica dell'arbitro Molli un tocco di bastone, un colpo al difensore. Non so se riusciamo a rivedere questa azione. È stato un colpo di Ignata appena aveva passato il tiro in diretto. Quindi sarà tiro diretto, quindi per il Trissino entra il giovanissimo Bertozzi, 19 anni, anche lui del genere nazionale, under 19, ma ci sarà il tiro, anzi il rigore. Rinaldo Ventura, oltre alla superiorità, eventualmente se non riuscite a segnare. Siamo al 23 e l'arbitro richiama un attimo, viene richiamato un giocatore, anzi no, sono sbagliati a contare i giocatori in pista, dovrebbe essere 3 giocatori, sono 4. Esce Cosimo Mattucini e tra i pali si è già posizionato Leonardo Bertozzi, giovanissimo secondo portiere del Forte dei Marmi. L'anno scorso fece bene contro il Sandrigo di Cacao. Adesso vediamo Ventura contro Bertozzi, Rinaldo Ventura e segna Rinaldo Ventura, 23-40, segna di nuovo ancora lui, vantaggio sul tiro di rigore che andremo subito a rivedere. Un tiro sotto l'incrocio imprendibile per il giovane Bertozzi, è entrato a freddissimo in questa partita. 2-1 Trissino, rimette avanti il muso la squadra di Sergio Silva. Ora esce proprio il talento portoghese e entra di nuovo Diego Neves. La tirata speculare come l'aveva tirata contro Ignata, l'unica differenza è che Ignata era riuscito ad arrivarci con la spalla. Qui ha veramente tolto le ragnatele al set e non si poteva chiedere a freddo a Leonardo Bertozzi di riuscire a compiere una prodezza come quella compiuta dal compagno in precedenza. Ci prova ora Burgaia, ovviamente non ci sarà superiorità numerica, è entrato al posto dell'espulso Rubio che proprio serve Ambrosio, ultimi 53 secondi, 15 per arrivare al tiro. C'è il fallo di squadra del Trissino, è il quinto, un blocco irregolare. Ci sarà il tiro indiretto per GDS Impianti Forte dei Marmi, i campioni d'Italia in carica, nonché vincitori della Supercoppa Italiana 2019. Casas dalla distanza, impatto sui pattini di Faccin, arriva ancora il catalano e serve l'altro torregionale Rubio. Dalla distanza Casas però si fa ingolosire, riparte però il Trissino con Neves del Santo, sbaglia anche qui il Trissino. Ho perso un po', sì, come dicevi te, un po' la percentuale di passaggi riusciti in questa seconda parte di primo tempo, tanti gli errori da ambedue le parti. Neves cerca di impostare, ma difesa molto alta del Forte dei Marmi questo ultimo frangente del primo tempo. Faccin si gira, scivola via Faccin, viene atterrato, non c'è fallo, si riparte con il Forte Marmini, testa bassa con Burgaia, serve Rubio, ultimi 4 secondi, tiro di Burgaia, niente da fare e finisce così il primo tempo. 2 Trissino, 1 Forte dei Marmi, 2 gol di Orrai Ventura a aprire, a chiudere. 0,40 secondi, 40 secondo il gol sul tiro alla distanza e poi il 2-1 al 23-40, apre e chiude Ventura e in mezzo c'è il pareggio, ottimo il pareggio di Burgaia con il Lazio schiaccia. Sì, sicuramente ci si aspetta un secondo tempo veramente da fuochi d'artificio, perché il Forte dei Marmi è costretto di nuovo ad inseguire i padroni di casa Vicentini. Certo è che questa partita è stata per il momento decisa da quel rigore, però due squadre veramente tanto equilibrio tra queste due contendenti che ancora una volta, se erano prima sulla carta, si confermano tra le due squadre migliori di questa Serie 1. Senza ombra di dubbio, noi ci sentiamo 2 minuti che così vedete i gol e intanto andiamo a pescare uno dei massimi sportivi italiani della storia del nostro sport.
Posso replay? Guarda là, ovviamente. No. Siamo qui in diretta dalla tribuna stampa e VIP, e che abbiamo un grande VIP, c'è Pozzato, tipo Pozzato, insomma conoscete tutti, ciclista insomma, tu però sei innamorato di questo sport, dell'hockey su pista, hai giocato recentemente il torneo veterani a Prato nella Tassa Latina, però insomma ci sono tanti progetti nell'hockey su pista, te insomma giochi ancora, ma parlaci un po' di questa Tassa Latina riservata a chi non gioca più da un po'. Sì, ai vecchi. Diciamo che io mi diverto insieme con la squadra di Bassano dove giocavo l'anno scorso, mi è stato chiesto di giocare con loro, l'ho fatto più che volentieri. E poi adesso finita la Tacca Latina, finita anche l'esperienza con il Bassano, abbiamo una squadra nuova a Breganze, e tra l'altro una cosa anche carina secondo me e simpatica, visto che lo facciamo per beneficenza per la Città della Speranza, quindi avremo come unico sponsor sulla maglia Città della Speranza, esordiremo domenica prossima a Breganze e oggi saltiamo il turno perché siamo più squadre nel girone per la Coppa Italia, quindi cominceremo domenica prossima. Sicuramente un bel progetto tra vecchie glorie, tra giovani che hanno smesso in fretta e chi vuol divertirsi, insomma facciamo una cosa per divertirci ma soprattutto per beneficenza, quindi riusciamo a fare un qualcosa di buono anche per gli altri, la cosa penso sia molto molto importante. A livello tecnico, dopo un anno che hai rimesso i pattini, dopo tanti anni qui magari si giocavi magari così allegramente con i tuoi amici, adesso hai fatto una stagione a Bassano, ora ricominci ovviamente con qualche sicurezza in più a livello tecnico. Cosa ti aspetti questa stagione per te? Ovviamente divertirsi, ma insomma vogliamo vederti in azione. Ma sì, sicuramente abbiamo un po' più di esperienza, un po' più di tecnica assimilata dopo 27 anni, mi sembra che non pattinavo, quindi ero un po' arrugginito, però dai, ho cominciato a fare qualcosina di buono, non sono sicuramente ai livelli di quelli forti, però è importante divertirsi e come dicevo abbiamo fatto una bella squadra, tra l'altro speriamo, visto che siamo qui in zona nel mercato di gennaio, di fare un acquisto di quelli buoni, che sarebbe Dario Rigo, quindi speriamo di riuscire a portarlo dentro in squadra con noi per divertirci un po', sarebbe un bel innesto nella squadra che già è buono, però con Dario cambierebbe ancora di spessore. Grazie Pippo, queste due parole con noi, qui in diretta su Media Sport Channel e su Sport TV. Vediamo se riusciamo a trovare qualche altro ospite del campionato. Intanto però andiamo direttamente in diretta a questo punto, poi possiamo parlare del campionato. Gabriele, possiamo parlare anche del campionato di Serie 2, perché il campionato di Serie 2 è iniziato anche ieri con la vittoria proprio del Grosseto, una delle partite più intriganti della prima giornata. Il Grosseto a 3 punti ha vinto qua nell'ultimo minuto praticamente, ma soprattutto la vittoria del Tiene con contro il Montecchio Precalcino, la vittoria del Molfetta, un'altra delle neopromosse insieme al Grosseto, per 8-4 contro il Forte di Marmi, la seconda squadra di A2 che gioca in A2 con i giovanissimi del vivaio sempre molto florido del Forte di Marmi, e poi i 3 punti del Cremona e ovviamente anche i 3 punti molto importanti del Simbolo Amatori Modena, che ha vinto 7-2 nella pista di Rolle Bassano, una delle serie candidate alla promozione in Serie 1. Ci sarebbe un grande ritorno nella massima categoria. Di certo il campionato di Serie A2 è altrettanto interessante, in cui bisognerà un po' anche capire quale potrà essere sia il livello delle squadre che contendono, sia le possibilità che potranno poi avere una volta fatto il balzo di categoria. Quest'anno tra l'altro ci sono novità in Serie A1 per quello che riguarda la retrocessione in Serie A2. Stefano, ricordiamo, da quest'anno sono introdotti i play-out, quindi sarà più lungo l'iter
per le squadre che dovranno aggiudicarsi la salvezza nella massima serie, per cui anche le squadre di A2 dovranno poi capire chi scenderà e quali posti poi si libereranno per accedere appunto alla massima categoria. Quest'anno, in questo momento, abbiamo tante vicentine, questo è uno dei parchi più vivi dell'hockey su pista italiano, tante vicentine che lottano tra l'altro per lo scudetto, appunto come avevamo citato tuttissimi, abbiamo citato Valdagno, ma anche il Breganze sicuramente potrà dire la sua. E poi l'altro parco importante è quello toscano della Serie 1 e anche della Serie 2, appunto come citavi tu il Grosseto, che qui ieri ha vinto con una gran vittoria 5-4. Sono ovviamente tutti tasselli importanti anche in Toscana. Ovviamente noi speriamo, incrociamo le dita, facciamo un po' il tifo per le squadre toscane. Noi ovviamente parlo come colleghi anche giornalisti toscani del Tirreno, della Nazione e di altri quotidiani. Sicuramente c'è tanta attenzione anche su questa Serie 2 per capire chi potrà essere un po', ecco, un nuovo ago della bilancia della Serie 1 del futuro. E proprio in Serie 1 ieri sono stati, come dicevamo all'inizio della gara, dei diversi risultati clamorosi, con la vittoria del Sandrigo sullo Scandiano, cosa insomma pochi potevano scommettere, però è proprio il Sandrigo, grazie anche al risultato su Giudice sofferto contro il Lodi insomma è sempre a 6 punti, però insomma con quei 3 punti il Sandrigo ora è a 6 punti. Ricordiamo che l'anno scorso la quota salvezza è stata a 18, quindi il Sandrigo sarebbe già un terzo del suo compito prima di arrivare alla salvezza. 6 punti come Forte dei Marmi, 6 punti contro il Sandrigo, 6 punti come Valdagno, 6 punti proprio con il Lodi, che sono le prime 4 in testa alla classifica, Follonica 5 e poi tutto il gruppone, Trissino Viareggio, Sarzana Monza 4, Breganze Scandiano a 3, Bassane Montebello e 1, a Correggio 0. L'altro risultato, Gabriele? Un altro risultato della giornata di ieri che francamente mi ha sorpreso è stato quel 7-3 del Sarzana in casa sul Valdagno. Sappiamo quanto può essere difficile vincere, comunque espugnare il vecchio mercato, ma diciamo una compagine come quella di Juan Oviedo è una delle candidate insieme a Forte, a Trissino e a Lodi principalmente a lottare per il titolo e prendere una scoppola tra virgolette, anche se nell'hockey non è così raro perdere 4 gol contro una squadra come il Sarzana, che pur allenata da un grande allenatore come Alessandro Bertolucci, ricordiamo finalista lo scorso anno della Coppa Italia e comunque autore di una stagione veramente veramente importante. Quest'anno si è un po' forse ridimensionato, prendendo uno come Rampuglia, che è stato il grande mattatore della scorsa stagione, premiato tra l'altro proprio dal comparto stampa dell'hockey su pista italiano. Vincere 7-3 con una tripletta di un redivivo Chicco Rossi, che si è dimostrato di nuovo un importante elemento della squadra rossonera ligure, è sicuramente un grande risultato. Mentre i rossoneri vicentini vincono 3-0 nell'altra partita della domenica, 3-0 sul Correggio, che li farebbe salire quindi in classifica a punti 6, mentre ricordiamo che questa sfida di oggi il due allenatori hanno detto che non è fondamentale, però ovviamente per la vittoria finale dello scudetto ovviamente deve passare tutto per i playoff, però sicuramente qualunque risultato venga fuori da questa partita avremo una capolista, la prima capolista solitaria dopo solo 3 giornate, una cosa rara nell'hockey, e più nelle prime 3 giornate. E a me non sembra che ci tengano poco francamente, perché stanno veramente giocando a ritmi altissimi entrambe le formazioni. Vediamo in questo momento in pista il Forte dei Marmi, si aspetta il Trissino dagli spogliatoi, c'è il Pierluigi Bresciani che sta facendo una specie di punto della situazione, un time out aggiuntivo in pista insieme ai suoi giocatori, al suo quintetto, che vediamo conta Burgaia, Maremmani, Casas e Federico Ambrosio, con Leonardo Bertozzi ancora tra i pali in attesa che scada ovviamente quei 2 minuti di espulsione temporanea di Chignata. Lo vediamo là con il casco già indosso, pronto a riprendere posizione in pista il portiere titolare del Forte dei Marmi, mentre entra in questo momento sulla pista di Mattonelle del Paladante il Trissino. Prendere posizione la panchina, il quintetto in pista. Gli arbitri stanno aspettando per dare il via a questo secondo tempo, da cui ci si attende veramente grande spettacolo, Stefano. Esattamente, ricordiamo che in caso di vittoria del Trissino sarebbe primo in posizione a 7 punti, con 2 vittorie e un pareggio sofferto una settimana fa a Viareggio 4-4, quindi vedremo se il Forte basta un pareggio per arrivare al primo posto, ovviamente solitario. Vedremo come si schiereranno, anzi si sono già schierate le 2 squadre. Trissino con Català, Malagoli, Neves, Faccine Del Santo, dall'altra Casas, Maremmani, Ambrosio
i tre pali c'è Bertozzi. Ovviamente ricordiamo che il tiro diretto segnato da Rinaldo Ventura, 23:40. Al 23:40 sul tiro diretto, su quel pugnetto, possiamo dire, veniale, diciamo, di Richignato, sanzionato con il cartellino blu. Fatto sta che insomma ora sono 5, Gnata entrerà tra pochissimi secondi, ma in quota c'è il giovanissimo Leonardo Bertozzi, ancora il Trissino, ovviamente ha brutto lui il secondo centropista dal regolamento, quindi fermato il gioco. C'era un pezzo di stecca o di adesivo in pista. Riprende il Trissino con Neves, poi era Faccin. Insomma, a mio parere il Trissino deve regolare un po' le maglie in difesa, poi in attacco ai suoi calibri che possono decidere la partita. Il Forte invece forse ha bisogno di quel gruppo, di quell'azione corale per sbloccarsi, forse rispetto all'anno scorso non ha quei tiri importanti, se ha bisogno del passaggio, comunque dell'assist perforante. Insomma, vedo un atteggiamento diverso del Forte rispetto all'anno scorso, secondo me, in queste prime partite. Allora, bisogna dire che ha perso una pedina fondamentale come Platero, perché aveva caratteristiche diverse da quelle di Rubio. Rubio è un giocatore che forse può avere meno potenza, meno qualità tecniche, ma fa molto più gioco di squadra rispetto a Franco Platero, e questo ha permesso a Bresciani già di sperimentare, diciamo, per il momento in questo avvio di campionato uno schema diverso. Tanto vediamo Casas rimpalla sugli schinieri di Faccin, ancora il Trissino con Dal Santo, poi Ambrosio riesce a recuperare, para Català, ancora Forte in attacco. Dicevamo, è vero, cerca molto di più l'azione corale anziché il tiro singolo. Aveva proprio lanciato, è rientrato intanto Richignato, aveva messo palla fuori Federico Ambrosio proprio per far rientrare il proprio portiere titolare, quindi Forte adesso può di nuovo premere sull'acceleratore a piena potenza, potremmo dire. È un Forte che sì, cerca più l'azione corale, cerca più il guizzo davanti alla porta, ma è un Forte che ha le qualità per farlo, e soprattutto è un Forte che è anche proiettato, forse mi viene da dire, più anche in campo europeo, perché questo metodo di gioco mi ricorda molto le squadre spagnole, ecco, per dirla. Poi è chiaro, bisogna ancora molto affinare i meccanismi, bisogna molto affinare soprattutto i fraseggi offensivi, la precisione dei fraseggi offensivi, però è un primo passo verso quell'ottica lì. Credo che Bresciani si sia mosso, ecco, in una fase di preparazione proprio su questa strada. Senza ombra di dubbio la tua analisi è condivisibilissima, perché in quanto netto cambio di tattica del Forte in questa nuova stagione, tiro di Ambrosio, impatta però su Dal Santo, riparte il Trissino subito numerica, attenzione Faccin per Malagoli, fendente fuori, e quindi niente da fare ancora per il Trissino, che manca un po' di precisione. Ma secondo me, a mio parere, preferisco un Forte in questa maniera che non quello dell'anno scorso. Il mio personale non che l'anno scorso non facesse divertire il pubblico, ma sicuramente insomma quest'anno sta almeno dando prova di tentare molta più vivacità anche a livello offensivo. È una squadra molto a trazione anteriore quella di quest'anno, con un solo vero difensore di ruolo che è Motaran, e abbiamo detto prima quanto Motaran sia avvezzo al gol. Faccin, Neves, poi Dal Santo. Poi ci sarà magari qualche occasione in più, parleremo ancora dei cambi tattici, anche del Trissino, perché mi sembra un atteggiamento un po' diverso rispetto al primo tempo. Ancora Dal Santo per Diogo Neves con Faccin, cerca il tiro dalla distanza, para Gnata, che esce sempre di quel mezzo metro decisivo in questi tiri dalla distanza, ma però il Trissino fatica a entrare in area, per ora decide il gol dal rigore di Ventura. Alla fine del primo tempo sono stati 3 minuti, un paio di parate da ambedue le porte, ma insomma ritmi che sono calati rispetto al bellissimo primo tempo che abbiamo visto, ma vedremo che probabilmente i fuochi d'artificio arriveranno a breve. Ambrosio contro Neves, serve dietro stecca Burgaia, serve Maremmani in velocità, bella parata di Català sul primo palo, riparte Faccin per Diogo Neves, quindi Stefano Dal Santo, che però sbaglia così questo tentativo in attacco. Ovviamente, come abbiamo visto anche in diretta con Trissino Sarzana, manca un po' la precisione a questa squadra. Ovviamente, come ricordava anche Sergio Silva, è ancora un cantiere, sta sperimentando in settimana tante cose diverse, diversamente da Gigio Bresciani, che ci aveva anticipato che la sua settimana è stata improntata a una
diciamo ad aver assimilato un po' meglio gli schemi, soprattutto a livello fisico, di aver spinto ancora un po' dopo le fatiche della Supercoppa. Neves per Faccin e quindi Dal Santo, ancora giro a 3 centrale abbastanza obbligato, in quanto la difesa toscana nettamente più attiva, un po' più alta rispetto a quella avversaria. Malagoli 15 secondi per arrivare al tiro, non trova nessuno, deve uscire, deve fare uscire la pallina, anzi serve a rimorchio Dal Santo che impatta ancora su Burgaia. Parte Ambrosio, Casas al centro, la pallina non riesce a entrare nelle gambe avversarie. Casas occupa una ottima pallina su Malagoli, Casas, tiro però che impatta sul pattino avversario, Maremani si tocca la pallina con il corpo. 5 falli di squadra per il Trissino, 4 per il Forte dei Marmi. Siamo al quarto minuto, 2-1 il risultato a favore della squadra di casa. Faccin per Neves per Malagoli, scivola via Malagoli, centro, gol! E il gol di Alessandro Faccin, quando almeno te lo aspetti arriva il gol del 21enne Alessandro Faccin, servito in maniera eccezionale da, se non sbaglio, Malagoli, che la trova in area. C'è l'errore in copertura, andremo a vedere qui il momento di Burgaia, se non sbaglio. Andiamo a vedere il replay, si perde la marcatura, Jordi Burgaia, e quindi il 3-1 del Trissino. Questo non me l'aspettavo, caro Gabriele. Questo è un gol importantissimo per la squadra di casa, un allungo veramente fondamentale in una partita molto equilibrata. Burgaia qui, piccola svista, è andato veramente in netto ritardo nella copertura su Faccin, e grande guizzo del 21enne che, quando ha visto l'assist di Malagoli lì sul secondo palo, Gnata probabilmente confidava nella marcatura del proprio difensore, ci ha messo la stecca. Gran tapin questo del 21enne, che tutte e due, sia Faccin che Greco, in questo avvio di campionato al Trissino stanno veramente dando tantissimo. Se continuano così Sergio Silva può veramente sfregarsi le mani dalla goduria. Gran 3-1 e partita adesso che cambia ancora un'altra volta volta, perché il Trissino può, non dico controllare 19 minuti e 38 il Forte dei Marmi, ma sicuramente ha quel breve margine che potrebbe anche risultare decisivo. Sfide così equilibrate difficilmente possono poi insomma, a meno di stravolgimenti eclatanti, che nell'hockey li abbiamo visti, non ne parliamo la scorsa stagione, una vicentina qui se lo ricorda bene, una squadra vicentina qui se lo ricorda bene, però ecco, in una partita così equilibrata un doppio vantaggio come questo può veramente essere anche determinante. Ci prova ancora il Forte dei Marmi, che mi ricordavo anche io, che insomma è stata più che ottima in difesa, con una difesa abbastanza attiva, però il Trissino ha trovato quel pertugio, quel mezzo centimetro in più per trovare il gol. L'ha trovato con Faccin, ci prova ancora con Neves, parata di casco di Richignata al 5:48, che rischio per il Forte in questo ennesimo no, però leggera superiorità numerica 3 contro 2, ha orchestrato in maniera diversa il Trissino in questo frangente, con non più un'azione corale ma un'azione personale sulla sinistra. Ci mette il casco, Richignata, 3-1 il risultato. Dopo il 2-1 del primo tempo, Malagoli servito da Emanuele Garcia, anche lui è entrato nella mischia in questo secondo tempo. Chiama il time out Gigio Bresciani, c'è il fallo in area di Emanuele Garcia, un giocatore non può entrare nell'area piccola del portiere, quindi c'è il time out di Luigi Bresciani, che ovviamente dovrà caricare i suoi. Qui vediamo il gol. No, vediamo qua l'ultima azione, 3 contro 2 con le parate di casco. Neves ci prova con l'azione centrale, qui si era perso la marcatura ancora il difensore Forte. È andato un po' in crisi negli ultimi secondi la difesa del Forte, nonostante, ripeto, un ottimo primo tempo. Infatti eccolo qui, intanto rivediamo il gol con lo splendido assist di Malagoli, bellissimo il taglio di Faccin. Secondo me una piccola strigliata al Forte la fa, che dopo il gol di Faccin ha avuto un altro grande rischio con Neves. Gnata veramente si è superato, ha rischiato tantissimo il Forte nell'ultimo minuto e mezzo in pratica, e quindi giusto il time out di Bresciani, che vuole un po' riprendere i suoi, rispiegargli che la partita è ancora lunga, 18 minuti e 45 sono un'eternità nell'hockey su pista, ma deve veramente rimettere in piedi la propria partita del Forte dei Marmi, riprendersi anche dalla doccia fredda di questo gol di Faccin in avvio di ripresa. Intanto qui rivediamo il gol che ha deciso il primo tempo, quello di Reinaldo Ventura dal dischetto, il 2-1 che poi si è trasformato proprio in questo 3-1 che per il momento
vede il Trissino condurre questa sfida, questo primo importante scontro diretto in vetta alla classifica. Si riprende dopo il time out con Savi Rubio, Davide Motaran, Burgaia e Ambrosio. È entrato il capitano Motaran, mentre il Trissino schiera Malagoli, Manuel Garcia, Neves e Del Santo. Un quartetto molto molto solido, esperto, senza i due funambolici giocatori giovanissimi del tessinesi, Facine e Greco. Burgaia serve al centro, Ambrosio cercava lo stesso compagno, un po' troppo veloce per lo spagnolo. Riprende Neves per Garcia e quindi Malagoli. Ora il Trissino cerca di gestire la sfera, cercando di far passare i secondi, soprattutto non rischiare contropiedi che nell'hockey sono mortiferi. Neves per Del Santo, però la difesa ancora alta del Forte dei Marmi. Ancora Del Santo, 20 secondi per arrivare al tiro. Neves deve uscire però dalla fase difensiva, il Trissino deve uscire 5 secondi massimi consentiti nella fase difensiva, poi deve uscire, poi rientra Malagoli, tira la distanza, impatta su Rubio, stavamo per scadere 45 secondi. Pallina che viene intercettata da Motaran, però Ambrosio non riesce a gestire, anche la sfortuna di un rimbalzo sfavorevole. Ancora il Trissino con estrema calma. Quello che sorprende è vedere un Trissino completamente rinnovato, 3-1, ma soprattutto con grande calma, senza avere foga, senza pensare di spaccare il mondo in 2 minuti. Invece devo apprezzare insomma questo atteggiamento diverso da quello che ho visto io nella partita contro Sarzana. Sì, qui ci sta anche la mano di uno esperto come Sergio Silva, che ha subito cercato, a parte non toglie mai uno dei suoi veterani dalla pista, o Garcia o Reinaldo Ventura. Anche Dal Santo direi potrebbe essere già annoverato dai giocatori di grande esperienza di questa squadra. Li tiene sempre in coppia in pista con altri 2 giovani per cercare sempre di bilanciare un po' la foga giovanile con l'esperienza, e quindi è un Trissino veramente veramente molto ben equilibrato. Tanta attenzione, Motaranci prova dalla distanza, deviazione di Garcia, ancora la sfera sulla stecca del capitano del Forte che se la fa soffiare da Malagoli contro Ignata, Ignata para. Incredibile il riflesso del portiere Forte Marmina. Bella parata di Ignata, ma Malagoli ha fatto forse la peggiore scelta che poteva fare in questo contropiede 1 contro 1. Come ricordavano nell'hockey, i contropiedi sono mortiferi, e qua Malagoli poteva, non dico mettere i titoli di coda, ma mettere un forte sigillo su questa momentanea vittoria. 3-1 ancora il risultato, ben per il Forte dei Marmi, che quindi deve prendere la scossa da questo paratissimo di Ignata per ritornare in partita. Reintato anche Re Ventura, serve Malagoli, autore di un contropiede che era andato a segno. Neves sbaglia però Ventura contro Motaran, un 41enne contro un 35enne nel frangente. Burgaia poi per Rubio, sono passati solo 9 minuti, Trissino allungato sul 3-1. Ci prova ora il Forte dei Marmi, vediamo un Trissino leggermente più attivo ora in difesa, vediamo se sarà forse la carta vincente in questo secondo tempo. Ambrosio disturbato da Manuel Garcia, si alza anche parecchio la difesa locale. Rubio per Casa, cercava il triangolo insieme al compagno di gol Federico Ambrosio. Poi recupera la sfera proprio a Motaran, serve avanti Burgaia cerca il numero, si gira ma non riesce a impattare. Burgaia, che errore, a tu per tu, ribattuta, sbaglia il colpo sicuro. Per fortuna del Trissino, prova a ripartire il contrattacco. Neves, Garcia, che parata, ma che parata ha fatto Ignata, ma che parata ha fatto Ignata. E arrivano le proteste vibranti del giocatori del Trissino e della panchina, e anche qua sugli spalti si fanno sentire i tifosi. Dicevano ovviamente volevano il gol per la pallina che avesse superato la linea di porta, ma qui Ignata si è veramente superato. Andiamo a vedere il replay con Neves. E Ignata veramente si è superato, una cosa incredibile. Vediamola da questa angolazione. Un scambio centrale, Garcia tu per tu con un guizzo, doppia parata quasi per Ignata da seduto. Forse non ha angolato bene Garcia, ma il contropiede era a 1000 all'ora, difficilissimo a parare, veramente una prodezza notevole di Ignata, che salva per la seconda volta
il Forte dei Marmi in un altro contropiede, qui diversamente è un 2 contro 2 molto veloce però per il Trissino, e qui il Trissino insomma, si contano anche i gol sbagliati a questo punto, 3-1 più 2 contropiedi nitidi in quel secondo tempo. Il Forte dei Marmi suona campanello d'allarme perché un errore in attacco può distruggere la partita praticamente. Aveva detto Gigio Bresciani alla vigilia, conteranno i dettagli in questa partita, il minimo errore può costare veramente caro, lo ha dimostrato quella disattenzione di Burgaia, che tra l'altro è stato tra i migliori nel primo tempo, può veramente costare caro al Forte dei Marmi. Tanto attenzione, Casas girata, ci mette una pezza Català, può ripartire il Trissino, un Trissino veramente veramente importante, quello che si vede stasera qua al Paladante. Il Forte, come dicevi, deve un po' avere la scossa, deve risvegliarsi. Bresciani dalla panchina vedo che dà indicazione ai suoi, di certo il Forte può avere le qualità per rimettere in piedi questa partita. Burgaia per Motaran, ancora Motaran cerca il tentativo esterno, poi Ventura lo fa cadere ma non c'è fallo, riparte ancora il Trissino con Garcia, poi Ventura e quindi Neves e poi Greco. Ma che scambio veloce ancora, brividi per i toscani che ripartono con Burgaia, servito da Casa, squadra bulgaria però si intestardisce, Ventura la meglio, se davanti ancora Neves in attacco al centro, il gol di Alberto Greco e ci ha provato ancora e ancora lui a segnare. 10:58, scambio velocissimo ancora e segna un gol a mezza altezza in deviazione volante, un gol imparabile. Credo una delle migliori azioni di questo avvio di campionato, di questo avvio di stagione tra Supercoppa e campionato, la rapidità di Alberto Greco veramente e soprattutto la coordinazione. Non è facile per niente fare questo gol, quasi giocare a ping pong praticamente con la sfera che ti arriva a una velocità vertiginosa a mezza altezza. Spettacolare questo gol del Trissino, si va sul 4-1 e come dicevi tu, anche se con 14 minuti o il Forte si risveglia, prova a dare la scossa adesso Motaran, oppure la partita può già dirsi, non dico in ghiaccio ma quasi, hanno già aperto il frigorifero, mettiamola in questa maniera. E quindi che gol ha fatto, veramente se vogliamo rivederlo perché è stato a livello hockeyistico uno dei migliori gol dell'ultimo anno almeno, ma che velocità, ma soprattutto ha arpionato la pallina quasi in tuffo. E io non lo farei nemmeno votare come miglior gol della giornata, questo ne ha di diritto il premio da miglior gol della giornata, veramente grande rapidità, grande prontezza di Alberto Greco. Imprendibile questo gol veramente per Richignata che ne ha neutralizzati 2 in un minuto in contropiedi secchi, e quindi andiamo a rivedere, Sergio Silva che insomma ha cambiato questo striscio nel secondo tempo. Qui vediamo il contropiede 2 contro 2 con la zampata di Richignata, ma poco prima anche il contropiede 1 contro 2 di Malagoli. Che si può fare dopo, Gabriele, dopo questi gol così che ci lasciano anche senza parole, perché insomma ne vediamo di gol, ma questa partita l'abbiamo vista almeno 3 veramente belli. Trissino ci sta abituando bene e per ora 4-1 la piomberebbe già dopo 3 giornate al primo posto, quello che insomma molti avevano detto in estate, Trissino tra i favoriti allo scudetto, e adesso con questo 4-1 potrebbe essere il primo posto solitario. Direi anche meritato per quello che si è visto stasera in pista. Il Forte dei Marmi per il momento ha giocato un primo tempo alla pari del Trissino, però in questo secondo tempo sono già scorsi 11 minuti e 08, non sta dimostrando al momento la solidità che per i primi 25 minuti aveva mantenuto. Ancora un altro errore offensivo davanti a Català, può ripartire il Trissino con Neves, scambia con Reinaldo Ventura, ancora il campione portoghese su Motaran, prova ad andare in velocità, è uno scontro in realtà che si porta tutto sul piano fisico, può quindi ripartire il Forte dei Marmi con Motaran che scambia con Xavi Rubio. Ovviamente ricordare partite precedenti magari non è adatto a chi magari ci segue per la prima volta, però ricordiamo che in semifinale il Forte prende per 3, poi ha vinto di 1 praticamente in 4 minuti, quindi nei loghi su pista è completamente fuori ogni pronostico. Attenzione però al Rubio al centro per Motaran, attenzione Motaran, si gira, para Català nello stretto, riparte il Trissino, attenzione con Greco però cerca giustamente di far passare i secondi e mancano 13 sul tabellone qui al Paladante di Trissino, nel tutto esaurito in questa inedita domenica pomeriggio, ormai sera, dell'hockey su pista italiano. 4 Trissino, 1 Forte dei Marmi, 2 gol di Ray Ventura, un gol di Facci, un gol di Greco, 2 gol di un portoghese che ha vinto 10-11 titoli in Portogallo, e 2 ragazzini di 21 anni del Trissino che sperano di avere
una carriera forse magari non simile come la sua, perché insomma vincere questi trofei non è facilissimo, però insomma avere una carriera altamente qualitativamente molto importante. Con l'avventura, attenzione, sbaglia però l'appoggio, riparte il forte contropiede, attenzione, 3 contro 2 Rubio, Casas, ma Català ci mette una pezza, la pallina è saltata davanti all'attaccante catalano, riparte Ventura, fallo di Rubio che ha alzato la stecca ai danni di Ventura. È il sesto fallo di squadra per il Forte dei Marmi, 7 per il Trissino, insomma 12 minuti alla fine e il Trissino è avanti di 3 in questa bellissima partita. Molli, l'arbitro, uno degli arbitri di questa partita insieme a Claudio Ferraro di Bassano. Neves servito da Greco e poi Ventura. Vedremo l'atteggiamento del Forte se cambierà, se ci sarà il pressi tutto pista, insomma, per rientrare in partita, almeno dimezzare il gap. Ma mi sembra un Trissino solido che non dovrà non commettere quegli errori che abbiamo visto in altre partite, cioè di costruzione magari l'errore veniale in attacco. Proprio in questa maniera non deve fare l'errore il Trissino, perché il Forte può essere micidiale e c'era libero Casas in centro, per fortuna c'è la stecca di Neves sul passaggio filtrante di Rubio che salva così la squadra di casa. Greco cerca il numero ma impatta su Burgaia, non c'è fallo. GDS Impianti cerca di reimpostare con Casas servito da Burgaia, Casas di forza, impatta però sul difensore, poi ripartire il Trissino. Ventura per Greco si gira ma Burgaia in formato difensivo neutralizza e riparte a testa bassa il catalano. Burgaia salta la pallina, riesce a controllarla, serve il Rubio, poi tergiversa un po', Greco gliela sposta ma recupera la sfera proprio il numero 17, è arrivato proprio da qui, da Trissino, uno degli ex di questa giornata. Motaran non riesce a tirare, come detto una difesa più attiva del Trissino nel secondo tempo rispetto alla prima fazione di gioco. Riparte proprio la squadra di casa. Neves servito da Garcia, ancora Neves dietro porta, poi Garcia riesce a arpinare la sfera, poi la serve Neves ma la balaustra dice no, e quindi ci sarà un'altra ripartenza per i Forti dei Marmi che deve un po' scuotersi. Casas, tentativo centrale solitario, Català sa il gioco che fa il funambolo catalano, riesce a spegnere il tentativo, manca però la spinta. Gabriele, mi sembra un po' seduto il Forte, manca un po' quella grinta che forse avevamo in altre situazioni. Questa è la prima volta che è sotto, ha subito sicuramente la doccia fredda del 4-1, soprattutto forse è stato anche un po' sorpreso da questo Trissino che, come dicevi tu, è un cantiere aperto e l'ha ripetuto anche Sergio Silva, e questo fa anche pensare, perché se è un cantiere aperto e ha ancora margini di miglioramento, sicuramente la squadra vicentina può veramente regalare spettacolo quest'anno ai propri tifosi, però forse non si aspettavano questa solidità, soprattutto questa continuità di prestazione, perché se il primo tempo per 25 minuti le due squadre si sono confrontate in maniera equilibrata, in questa seconda metà della partita il Trissino sta dimostrando qualcosa di più e il risultato lo sta premiando, a mio avviso, direi Stefano, meritatamente per quello che finora si è visto in pista. Poi, come hai ripetuto, tutti gli addetti ai lavori lo sanno bene, ma anche chi segue l'hockey su pista per passione, in pochi minuti un risultato anche di 4-1 può essere ribaltato con facilità, quindi bisogna vedere quello che ci riserveranno questi 9 minuti di partita, ma è un Forte che o si dà la scossa o questa partita la perde in maniera anche abbastanza evidente. Casas per Motaran fatica infatti a impostare il Forte, forse sta ancora ripensando a quel gol. Rubio distribuito da Greco, Rubio, bella ripartenza, viene fermato da Greco, c'è un colpo in centro area ai danni di Casas, se non sbaglio Burgaia. No, Marti Casas. Possiamo rivedere un blocco in area. Sì, è stato un blocco piuttosto duro, ma non mi sembrava, gli arbitri non hanno fischiato fallo. Si tocca il volto il giovane catalano, sembra però essersi ripreso, sta discutendo con il capitano Davide Motaran, potrà riprendere il Forte dei Marmi con il possesso a Xavi Rubio. Non mi sembra ci siano grosse lamentele per un fischio non arrivato dalla coppia arbitrale, che mi sembra per il momento almeno aver gestito bene la partita. L'unico dubbio mi rimane su quel
blu a richignata, ma perché semplicemente noi dalla nostra postazione non abbiamo visto. Sicuramente se gli arbitri hanno applicato il regolamento e se il portiere ha dato un colpo all'avversario a palla ferma, il blu ci sta tutto, ecco, da regolamento. Noi dalla nostra postazione non abbiamo visto nemmeno il replay, tra l'altro ci ha dato poi la conferma di quel contatto. Sicuramente uno dei momenti salienti, una nota sicuramente da segnalare, questo tiro diretto, questo blu a richignata alla fine del primo tempo. Dall'altra pista il Breganze allunga, 4-0 risultato, tripletta di Gerard Texido, il capitano catalano in forza del Breganze, quindi il Breganze salirebbe quindi in classifica a punti 6 come ricordavamo nell'intervallo, mentre se questo stato sarebbe finale a 8 minuti dalla fine, il Trissino sarebbe la prima capolista solitaria del campionato 2019-2020. Ma ancora lunga, mancano 7 minuti, sembra averla in mano il Trissino, sembra, ma nell'occhio su pista non è niente di certo. Disturba Motaran Ventura sull'angolo, riesce però a far ripartire la propria squadra. C'è Mattugini, è entrato anche lui, giovanissimo giocatore. Garcia spara per Reinaldo e poi Malagoli, poi Ventura. Malagoli, 7 alla fine, sta cercando di gestire la pallina la squadra di casa, ma il Forte dovrebbe, non dico dare tutto per tutto, ma non sta secondo me dando il meglio, soprattutto in caso di ripartenza. Ora mette in campo Ambrosio, Gigio Bresciani, che ha chiamato il time out per ovviamente chiedere un cambio di ritmo e anche di idee probabilmente in attacco, mentre il Trissino ovviamente dovrà fare il suo in difesa. Ambrosio, che in questa partita non mi è sembrato particolarmente in gara, non mi è sembrato particolarmente, ecco, vispo in attacco come nelle ultime gare, anche per tempo, perché il primo tempo ha fatto no, certo, anche per appunto alcuni acciacchi fisici che lo hanno, come ricordavamo proprio in apertura di questa telecronaca, lo hanno visto allenarsi e riscaldarsi un po' separato dal gruppo. È un Forte però questo che deve cercare di imprimere un ritmo decisamente diverso alla partita. Sta forse subendo anche un po' la stanchezza di una settimana in cui c'è stato maggiore carico fisico, ma questa è una partita che perderla 4-1 significa lasciare al Trissino 3 punti importanti e tornare a casa da questa trasferta domenicale a quota 0 la settimana prima di un debutto in Eurolega che è altrettanto importante. Forse c'è anche un po' di prospettiva nella preparazione della settimana scorsa del Forte dei Marmi. Ma questa è una gara con 3 punti veramente importanti. Un altro errore intanto qui in fase di postazione di Xavi Rubio con Malagoli, il palo del numero 6 ex Lodi. Tanta attenzione, Cosimo Mattucini ci prova e il gol di Cosimo Mattucini, il giovanissimo frutto del vivaio versiliese. Va a prendersi questo gol quasi di rabbia, beffando, viene quasi da dire in maniera clamorosa, perché finora è stato ineccepibile. Català sul proprio palo, andiamolo a rivedere se la regia ce lo può proporre. Sì, è stato un tap-in, non aveva fermato Català, è arrivato a rimorchio proprio Mattugini, scusate, che ha fissato il 4-2, ultimi 6 minuti con il gol del 19enne Mattugini ai gol degli altri giovanissimi under 23, Faccini e Greco, al minuto 5 e minuto 11 di questo secondo tempo, che sembrava fino adesso in mano al Trissino, ma che ora il Forte riapre prepotentemente in questa ultima fase. Neves disturbato da Rubio, ancora Neves, si fa tutto il campo, poi serve Dal Santo e quindi Manuel Garcia. Nell'altro campo è dato il Breganze, portato sul 5-1, ancora Malagoli disturbato da Ambrosio. Mattugini riesce a recuperare la sfera, poi serve Motaran dalla distanza, non riesce a inquadrare lo specchio della porta. Ancora lui, Mattugini, appena entrato e ha segnato il gol. Blocco irregolare di Ambrosio, se non sbaglio è l'ottavo fallo il sesto fallo per la GDS Impianti Forte dei Marmi, 8 invece i falli per il Trissino, che deve stare attento a non perdere neanche il controllo, neanche nei falli di squadra, che a questo punto diventano, Stefano, una chiave importante per questo incontro, perché arrivando a 10 concedere un
tiro diretto al Forte dei Marmi vorrebbe dire concedergli un'occasionissima per tentare di accorciare ancora le distanze. 2 gol, 5 minuti e 34 non sono impossibili da recuperare. Se il gol di Mattugini ha fatto squillare la sveglia in casa rossoblù, dovranno dimostrarcelo adesso i ragazzi di Bresciani. Ci mette 2 giocatori in area, ora proprio la squadra del Forte Marmina spara così in alto, Motaran deviato da Dal Santo, mette 2 uomini in area sul tiro di Motaran, quindi vedremo se, infatti Gigio Bresciani dice tutti in attacco per cercare di arpionare questa partita, meno di renderla meno amara o di riaprirla, chi lo sa, vedremo nei prossimi 5 minuti di questa ultima partita della terza giornata del campionato italiano di Serie 1 di hockey su pista. Siamo in diretta dal Paladante di Trissino, in provincia di Vicenza, in diretta su Media Sport Channel Sport TV. Ora ci prova il Forte con Ambrosio, il capocannoniere della scorsa stagione del campionato, ma riparte Greco, velocità, Greco serve a rimorchio, Dal Santo si gira, Magnata esce e devia, ancora il Forte che però contrattacca Breck, che Breck sbagliato però da Federico Ambrosio su Burgaia. Ora Burgaia si gira a cercare proprio il compagno di squadra, alla meglio Del Santo che riparte velocemente il trissimo 4 maio alla fine, 4-2 risultato, 2 gol di Ray Ventura, Greco e Faccin, dall'altra parte il gol di Burgaia e poi di Mattugini. Si riprova il Forte a testa bassa, chiama il timeout anche Sergio Silva in questi ultimi secondi di partita. Malagoli intercetta ancora questa pallina, molto bene Malagoli in questa partita, non solo quell'assist vincente decisivo sul gol di Faccin, ma anche insomma tante palline recuperate per lui. Tiro alto in questa frangita proprio del modenese. Time out al 20:47. Poi ovviamente passeremo la linea, sperando di arrivare alla fine di questa partita, alla Supercoppa di basket femminile in diretta di Media Sport Channel Sport TV, ma vedremo, speriamo di farvi rivedere tutte le azioni di questa bellissima partita di cartello della terza giornata. Qui vediamo il gol di Mattugini, un tiro alla distanza se non sbaglio di Rubio, c'è la direzione di Mattugini, la direzione di Mattugini poi non fermata da Català, pensavo anche un tocco più ravvicinato, invece la deviazione volante, tiro al volo di Cosimo Mattugini. Si riprende questi ultimi 4 minuti con Ventura, Greco, Faccin, Dal Santo, Greco, quindi linea giovane in pista in questi ultimi 4 minuti. D'altra parte Ambrosio, Maremmani, Burgaia e Casas. Vediamo se cambierà l'assetto, fortemente un po' più spregiudicato, cosa che non abbiamo visto fino adesso. Casa disturbato da Greco, Casa disturbato, ma riesce comunque a servire Maremmani dietro. Maremmani tira a distanza, pallina alta ma riesce a arpionarla in qualche maniera Federico Ambrosio, l'attaccante della nazionale italiana, nativo di San Juan in Argentina ma ormai italiano a tutti gli effetti. Cercava anche la deviazione volante nel frangente, ci prova Casas nel giro porta, ma bravo Català nel frangente. Ancora Ambrosio, cercava alzata e schiacciata, la pallina era troppo alta, ribatte in rete Burgaia, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco. Comunque Forte che sembra aver ripreso il proprio piglio, sarà un finale sicuramente incandescente. Certo è che il Trissino conduce per 4-2 a 3 minuti e 43 dal termine di questa partita. Basterebbe davvero alla squadra di Sergio Silva riuscire a controllare un avversario importante come il Forte. Attenzione! E che gol è andato a inventarsi qui il Trissino! Un alza e schiaccia veramente che ha sorpreso tutti, noi qua in postazione stampa, ma soprattutto la difesa del Forte dei Marmi, che ancora una volta si è lasciata sorprendere da questa grande incursione, tutta su azione personale di un altro giovane del Trissino. Veramente importante qua il gran gol di Faccin, doppietta per lui quest'oggi, veramente un uomo partita. Stefano, buona partita, ha fatto 2 gol pazzeschi. Questo è stato un gol che vediamo forse il campionato portoghese o in Eurolega, un alza e schiaccia a 1 centimetro dal portiere, cose da funamboli conclamati spagnoli e portoghesi. Ma che grande gol ha fatto Alessandro Faccin, abbiamo visto anche il replay, un gol, una prodezza solitaria di enorme e pregevole fattura.
avevano detto che il gol migliore era quello di Greco, ma evidentemente questo li sbaraglia tutti. Penso che vincerà su Facebook questo gol. Io rimango della mia idea del gol di Greco, voterò quello praticamente, però anche questo è stato veramente un gol di grandissima fattura, soprattutto un gol importante, perché nel momento in cui il Forte poteva rialzare un attimo la testa è arrivata un'altra doccia fredda, un altro scolpo alle reni della squadra rossoblù, che tanto qui subisce un altro fallo di squadra. Salgono a 9 i falli a carico del Trissino, dunque un ultimo fallo a carico dei vicentini concederebbe il tiro diretto al Forte dei Marmi. Del Santo riesce a uscire dalla morsa di Ambrosio, ancora Del Santo, viene atterrato, gancio di Casas, cartellino blu, 2 minuti, 3 minuti e 4 secondi dalla fine. Potrebbe essere un episodio decisivo per la vittoria del Trissino. Abbiamo visto il replay, un aggancio piuttosto netto con Del Santo che non stava neanche cercando un'azione personale in aria. Un po' perso la brillantezza il Forte dei Marmi nel secondo tempo, soprattutto in fase difensiva, dove ha lasciato forse le maglie troppo larghe, dopo che io avevo anche detto che nel primo tempo aveva fatto una difesa pressoché perfetta. È vero, è così. Fallo questo forse anche di frustrazione per Marti Casas, che va però a incidere pesantemente. Un cartellino blu qualora il Trissino non riuscisse a segnare, viene da dire quasi di spararla fuori adesso questo tiro diretto. Andrebbe con 2 minuti di superiorità numerica, che non sono pochi, a 3 minuti e 04 dal termine. Di fatto Forte avrebbe più 1 minuto e pochissimi spiccioli per tentare a pieno regime di un ribaltone che avrebbe davvero del clamoroso a questo punto. 5-2 il risultato e ci va Malagoli sul dischetto. Malagoli contro Richignata, che anche in questo gol non ha potuto nulla, almeno 3 gol in cui non ha potuto niente da fare. Il talento di Breganze, quindi ci sarà il modenese Malagoli nel tiro diretto, spara in alto, non so se è stata deviata, probabilmente sì, anzi no, perché sennò non è tiro. Comunque niente da fare, ci sarà la subita numerica per il Trissino in questi ultimi 3 minuti. Vediamo qui in diretta il paladante di Trissino completamente esaurito per questa partita di cartello. 2 minuti e 40, sarà l'inferiorità del Forte fino a 1:10. Ci prova Ambrosio a distanza, la deviazione di Burgaia. Del Santo per Malagoli, giustamente e anche saggiamente manovra la pallina, la serve a Ventura per passare i secondi. Valgono sempre i 45 secondi anche in power play. Greco per Malagoli, quindi Ventura. Del Santo viene bloccato dal suo tentativo, scadono i 5 secondi in fase difensiva, mancano ormai 2 minuti. 9 i falli di squadra per il Trissino, deve stare attento a quando commettere il fallo, se no il Forte avrà anche un tiro diretto da spendere in questi ultimi secondi. Però sinceramente i ritmi sono un po' più abbassati in questa seconda parte del secondo tempo, evidentemente la stanchezza dell'inizio stagione. Ora tutto il pubblico in piedi a tifare la parte destra del palazzetto, la squadra di casa che ora ha il contropiede, 1 contro 1, Ventura tenta il numero con un passamano e poi la pallina alzata in mezzo alle gambe, insomma voleva fare il gol della stagione, un altro gol della stagione, ma ci riprova ora il Trissino. Il fallo dall'altra parte, uno scontro tra Ventura e Ambrosio, commette fallo Ventura che forse ha dato qualcosa in più, insomma nel frangente dopo quel gol sbagliato, e ci sta il 10° fallo ai danni proprio del Trissino. C'è il tiro diretto e ci andrà Federico Ambrosio, 36% della scorsa stagione. Ci proverà ancora l'attaccante e bomber della nazionale italiana contro Català. Ventura un po' voleva fare il gol Cineteca in quel contropiede in superiorità numerica, ma nulla da fare. Richignata è andato anche a complimentarsi poi con Richignata. Ambrosio 3 per il Forte dei Marmi, 23 e 24. Ambrosio entra a referto con il tiro diretto del 10° fallo del Trissino al 23-24, rendendo un po' meno amara questa sconfitta, ma attenzione perché 96 secondi non sono nulla per l'hockey. Del Santo per Ventura, poi Greco,
ovviamente sbilanciato il Forte dei Marmi, raddoppia come fallo, è il numero 8 della serie. 5-1 il risultato nell'altra pista per sempre a favore delle vicentine del Berreganze. Punta di Vicenza che annovera 6 squadre nel campionato di Serie 1 ormai da diverse stagioni, ma non riesce a vincere uno scudetto dal 2013. Vedremo se questo Trissino o magari il Valdagno riusciranno a rubare il titolo finale al Forte dei Marmi o magari a Lodi, insomma i due contendenti negli ultimi 3 anni insieme a Viareggio nell'ultimo anno, scusate. Qua ci prova ravvicinatamente Ambrosio, nulla da fare, riparte il Trissino, ultimi 7 secondi di questa partita, entra anche Montaran, ma mi sembra insomma che il Forte dei Marmi e il Trissino possa gestire con estrema tranquillità il risultato. Fallo di Ambrosio che atterra anche addosso a Greco involontariamente, ovviamente. 52 secondi alla fine, 5-3 il risultato. Rumoreggia il pubblico di Trissino che fino adesso è stato praticamente come noi immerso in questa bellissima partita. Sì, perché Ambrosio aveva accennato una protesta con l'arbitro, forse chiedeva una simulazione da parte di Alberto Greco. Il contratto mi sembrava ci fosse, francamente, o quantomeno il pubblico ha inteso la sua protesta come una richiesta di fallo di simulazione, dunque qualche fischio per il numero 5 rossoblu. Certo, il Forte esce da questo Paladante oggi un po' scornato, mettiamola in questa maniera, un 5-3 amaro da digerire, perché questo era il primo, noi l'abbiamo chiamato un po' la prova di maturità di questa squadra, che dopo subito il successo a freddo della Supercoppa aveva avuto un esordio importante, sì, ma contro due squadre che comunque lottano per la salvezza, non certo per i piani alti del campionato. Questa era un po' la prima prova del fuoco per la squadra di Bresciani, forse un po' troppo stanca nel secondo tempo, ha calato veramente tanto di intensità il Forte dei Marmi. Il Trissino ha giustamente dato la sferzata con i suoi due più giovani, tra l'altro Facin e Greco, io direi dei migliori in campo entrambi, e quindi veramente vittoria meritata questa del Trissino. Mancano 23 secondi, non credo che in 23 secondi si riesca a concretizzare quel ribaltone che più volte abbiamo citato e di cui il Forte dei Marmi si è dimostrato insomma capace. Sì, il campionato l'anno scorso e anche quest'anno ci ha dimostrato grande equilibrio, con partite anche magari come ieri di Sarzana che magari sono semplici magari sulla carta, ma poi devi giocartela. Il campionato che ora vede il Trissino, prima solitaria del campionato italiano di Serie 1, è il Trissino vittoriosa 5-3 nella terza giornata, a punti 7, quindi il Trissino, il Forte si ferma a 6 insieme a Lodi, Sandrigo e Valdagno, e quindi la prima capolista è quella forse la più chiacchierata dell'estate, ma sul campo per ora è prima in classifica. Ovviamente il Forte ha un po' deluso nel secondo tempo, però ripeto il campionato è lunghissimo, penso che possa recuperare i punti dove vuole, perché è una squadra che, ripeto, può vincere a Lisbona e può vincere a Salzana e può vincere anche a Trissino, dappertutto. Assolutamente, sono d'accordo con te Stefano, come avevano detto i due allenatori prima dell'avvio di questa partita, non è una gara, questo non è un risultato che vale un'intera stagione, però è un importante segnale questo anche per il Forte dei Marmi e per il Trissino. Bisogna lavorare, migliorarsi ancora, perché questa potrebbe essere una piccola anteprima di quello che potremo vedere poi anche nei playoff. Allora Stefano va adesso giù in pista per cercare qualche protagonista di questa emozionante sfida domenicale tra Trissino e Forte dei Marmi, che ha visto il Trissino vincere per 5-3 sui campioni d'Italia in carica versiliesi. Ricordiamo le reti: nel primo tempo è stato Ventura a 40 secondi dal fischio d'inizio a spezzare l'equilibrio con una gran diagonale dalla sinistra, poi Burgaia replica per il pareggio a 4-0-2. Ventura ancora in chiusura del primo tempo su tiro di rigore a 23-40 riesce a portare in vantaggio il Trissino all'intervallo, vantaggio poi importante che ha dato sicurezza alla squadra di Sergio Silva per rientrare dagli spogliatoi con un piglio del tutto diverso. Forte dei Marmi che ha subito la stanchezza e si è forse esposto fin troppo in avvio di ripresa, permettendo a Facin e poi a Greco al 5-0-9 a 10-58 con due grandi reti di allungare per la squadra vicentina sul 4-1. Poi solo per le statistiche a questo punto valgono le reti di il giovane Mattugini a 18-13
e di Ambrosio a 23-24, inframmezzate dalla gran rete di Facin che vale la doppietta per il giovane talento vicentino a 21-30. Dunque 5-3 per il Trissino. Vediamo nel frattempo i replay di questa partita veramente emozionante, questo inedito pomeriggio domenicale per l'hockey su pista. E intanto vediamo, ecco, Stefano Zamperin a centropista con Xavi Rubio. Rubio del GDS Impianti Forte dei Marmi. Xavi, è stata una partita a due facce per il Forte dei Marmi, un buon primo tempo, poi sorpresi forse nel secondo tempo dal gol del Trissino. Sì, forse abbiamo pagato troppo caro l'errore che abbiamo fatto, i pochi errori che abbiamo commessi abbiamo pagato troppo cari. Il gol, ricordo 2 minuti prima fine il primo tempo, forse si è fatto troppo male. Ci sta, hanno fatto la squadra forte, ci sta qui venire a Trissino e avere una partita così. Ora dobbiamo guardare avanti, pensare al salto che sarà una partita importantissima per noi. Sì, il campionato è lunghissimo ovviamente, voi siete a prendere il secondo posto a un punto proprio dal Trissino, insomma è un campionato molto equilibrato e si gioca partita per partita che è per voi. Sì, è appena iniziato, sarà lunghissimo, sarà equilibratissimo e penso sarà anche bellissimo. Una partita come questa è quella che piace giocare a tutti, speriamo di giocarne altrettanti. Grazie Xavi Rubio. Vediamo anche Ale Facin qui in diretta, 2 gol per lui, Ale Facin, l'MVP di questa partita, 2 gol pazzeschi per te, giovanissimo, 21 anni, ma cosa vuol dire giocare con questa squadra, con questi giocatori che ti servono pallini invitanti a ogni azione? È veramente bellissimo giocare con giocatori così che hanno tanto, da cui ho tanto da imparare, è per me un piacere, soprattutto per questa società. E sono veramente contento, abbiamo fatto una bella partita tutti quanti, abbiamo dato il massimo e dobbiamo continuare così. Decisivo il tuo break all'inizio del secondo tempo che ha un po' scombussolato le carte in casa Forte dei Marmi, come ci ha detto Xavi Rubio, però insomma davanti a questo pubblico insomma si aspetta una bella stagione per voi. Sì, veramente è stato tanto pubblico questa sera, siamo veramente contenti perché abbiamo proprio bisogno del loro appoggio e speriamo che ci sia sempre così tante persone e un grande grazie a tutti quanti e continuiamo così. Non so da quanti anni Trissino non era primo al posto in classifica, andiamo a vedere sicuramente gli statistici, andiamo a vedere quella è stata, però insomma il Trissino è il primo in classifica, il primo capolista solitaria, insomma l'estate è stata veramente importante per la vostra società, però insomma è ancora lui il campionato. Sì, è appena cominciato appunto per questo e dobbiamo continuare a lavorare, abbiamo tanto ancora da fare e dobbiamo continuare a dare il massimo come abbiamo fatto appunto questa sera e cercare di fare il meglio possibile. Grazie Alessandro Facin, l'MVP di questa partita, autore di 2 gol.